Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Resteremo anche quest'oggi, come di consueto, insieme fino alle 14:30 con tutte le notizie di cronaca, gli aggiornamenti, gli approfondimenti sulle principali tematiche di attualità e poi naturalmente avremo lo spazio dedicato al dibattito politico dalle 13:30, confronto tra candidati in vista delle elezioni amministrative del prossimo 14 e 15 giugno, focus sulla città di Treviso. Ma in primo piano c'è ancora il duplice omicidio di Paese. Questa mattina c'è stato l'interrogatorio di garanzia in carcere di Massimo Pestrin, reo confesso del duplice omicidio del fratello Lino e della cognata Rosanna. Per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo con il collega Christian Arboit che si trova a Paese. Christian, buongiorno. Sì, buongiorno Marta, a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3, anche da parte di Nicoletta Rizzetto che sta curando la parte tecnica. Ti dico già Marta che abbiamo delle testimonianze molto significative che vi faremo sentire nel corso di questa prima edizione. Parlano per la prima volta il nipote di Massimo Pestrin e quindi nipote anche delle vittime, il figlio di Giancarlo, il giovane Davide, che era presente l'altro ieri, era presente in questa casa quando quegli spari hanno sconvolto una quotidianità come tante, e sentirete dalle sue parole uno scenario davvero agghiacciante. Abbiamo parlato anche con la mamma di Davide, che poi è la moglie di Giancarlo, che è Martina Sandre, che è la figlia di Fiorella Sandre, la donna morta nel rogo di 3 anni fa a Castagnole. Quindi una tragedia nella tragedia. Sentirete parole veramente toccanti. Il tempo proprio di mandarvele, poi Marta ti richiederò la linea. Intanto andiamo per ordine. Vi farei sentire, tu ne hai già dato conto, le parole dell'avvocato Annalisa Zanin questa mattina all'esterno del carcere di Sant'Abona, dove c'è stato l'interrogatorio di garanzia nei confronti di Massimo Pestrin, che in questi giorni ha alternato vari stati d'animo e anche ha alternato diverse versioni. Sentiamo cosa ha detto Zanin ai microfoni di Daniela Sizia. È una persona di poche parole, questo rende tutto più difficile. Ecco, lei però chiederà una perizia? Adesso sto valutando. Avvocato, oggi come l'ha trovato? Turbato. E ha detto qualcosa lei? No, niente. Ma si è sentito male, avvocato? Come mai questa perizia? Come mai fare questa ansia di richiesta di perizia? Sto valutando di chiederla, adesso vediamo. Lui che cosa ha detto sull'omicidio? Non ha detto assolutamente nulla, per ora parla poco. Era ossessionato però da questa relazione, l'aveva accettato questa fine di questo rapporto? Non glielo so dire, sembrerebbe di no, ma glielo dico così, non è presto per dire qualunque cosa perché lui ancora parla poco, quindi non so dirvi altro. Come mai si sarebbe accanito proprio con Lino? Questo ce lo domandiamo tutti. Io personalmente per prima, visto che lo devo difendere. Lino e Rosanna avevano rapporti con la ex moglie? Non glielo so dire. Ecco Marta, queste le parole dell'avvocato di Annalisa Zanin. È un quadro che dovrà essere ricostruito, un puzzle, soprattutto un puzzle mentale per certi versi, perché poi c'è questa ombra del complotto ordito da parte dei familiari nei suoi confronti, che avrebbero parteggiato per la moglie Elvira, con cui c'era stata una separazione anche difficile, molto
molto difficile, travagliata, l'ombra, il sospetto di tradimenti e quant'altro, quindi non motivi economici come si era detto in un primo momento, dissidi familiari e quindi per l'eredità o quant'altro, proprio una costruzione mentale. Lo stesso Massimo era ritornato in questa casa da alcuni mesi e di fatto conviveva con le sue due vittime, con Rosanna, scusa, e Lino. Tra l'altro una convivenza tutto sommato che sembrava facile per certi versi. Questa mattina il nipote ci ha anche detto che Rosanna lavava la biancheria a Massimo, lo avevano accolto nel migliore dei modi in un momento tutto sommato di difficoltà, ma poi lo sentirete per l'appunto dalle sue parole. Massimo che con la moglie Elvira e i figli viveva in via Noalese al 111, nella palazzina dove vive tra l'altro un'altra sorella di Massimo, però quell'appartamento di fatto è vuoto dal luglio dell'anno scorso e attualmente è in corso di ristrutturazione, quindi la storia di una famiglia che si sgretola come tante, la fine di un rapporto, ma questa volta qualcosa è finito nel peggiore dei modi. Appunto questa sarà da ricostruire il quadro che ha portato a questo gesto. Per il momento, Marta, ti lascio e poi ritorniamo a collegarci con Nicoletta Rizzetto, ti lascio con le parole stupite, davvero stupite, di un vicino di casa della coppia in via Noalese 111, un giovane che vedeva in Massimo e nella compagna Elvira, nei figli anche, una coppia, una famiglia normale. Questo il racconto di Alessio De Vita. Poi Marta ci ritroviamo per le testimonianze, per certi versi shock, del nipote di Massimo e appunto di Martina De Sandre, ma per questo ci ricolleghiamo più tardi. Adesso le parole del vicino di casa in via Noalese, e a te la linea. Lui con me è sempre stato, cioè, calmo, buono, un'ottima persona, alla mano, anche perché non abbiamo avuto mai problemi tra me e lui. Quindi non ci sono mai stati problemi tra coinquilini, insomma una persona alla mano? Sì, è l'unica cosa che posso dire è che c'erano un po' i bambini che danno fastidio di sopra, però ci siamo messi d'accordo io e la moglie e lui, però finita là. La moglie Elvira? Sì. E che anche Elvira è qua, si vede, da un po' che non si vede? Sì, ma era qua, sì, ma ogni tanto veniva qua a fare le pulizie nel condominio, così. Ma litigavano, c'erano tensioni? No, tra loro no, erano sempre uniti, tutti e quattro, cioè, non ho mai dato fastidio a nessuno. E quando si era scaricata, che aveva una vecchia macchina, aveva scaricato la batteria scarica, lui si è prestato, sì, è uscito fuori al balcone, ha detto Alessio che serve aiuto, ho detto sì, penso che la macchina non si accende più, la batteria è scarica, allora scendo, ti posso dare una mano? Sì, vieni. Infatti poi siamo andati al centro commerciale a Silea, abbiamo acquistato la batteria e mi ha fatto, insomma, si è prestato e mi ha fatto questo favore. Quindi un buon vicino di casa, non è Sì, no, non mi ha mai dato fastidio a nessuno. Quello è un attimo, poi magari avranno voluto dei diverbi in casa loro, dei genitori, della famiglia, quindi non lo so a che punto avrà arrivato, di usare, l'arma ce l'aveva, un minuto di follia e ha fatto quello che non doveva fare, questo è tutto. Queste dunque le testimonianze dei vicini di casa della famiglia appunto del omicida prima che avvenisse la separazione, quando abitavano a Treviso in via Noalese. C'è poi la parte delle indagini, naturalmente avete sentito questa mattina c'è stato in carcere a Treviso l'interrogatorio di garanzia e la procura che ritiene si sia trattato non
non di un raptus ma di un omicidio premeditato. Sentiamo le parole del procuratore Martani. Ha scaricato tutti i colpi della sua Glock 9 mm, 17 proiettili in totale. Una decina hanno raggiunto il fratello Lino e la cognata Rosanna senza lasciargli scampo. L'ha scaricato addosso il fratello e la cognata che stavano mangiando e quindi erano assolutamente impreparati ad questa aggressione. Poi quanti colpi abbiano colpito l'uno e l'altra, questo lo cercherà l'autopsia. Chiaramente non hanno avuto scampo. Sono vittima di un complotto da parte della mia famiglia. Sono queste le prime parole del killer Massimo Pestrin agli inquirenti per spiegare il feroce duplice omicidio. Poi ha deciso di non rispondere più alle domande del pubblico ministero. Nelle prossime ore l'interrogatorio di garanzia per la convalida dell'arresto. Massimo Pestrin è accusato di duplice omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal rapporto di parentela con le vittime. Il movente che lui ha dichiarato nelle dichiarazioni spontanee, la lucidità e la freddezza che lui ha dimostrato subito dopo, il fatto che le vittime fossero state praticamente prese alla sprovvista, porta a ritenerlo un gesto premeditato, un gesto che non il frutto di una lite o di un dolo d'impeto. Insomma, non un raptus di follia, ma un'azione pianificata. Secondo una prima ricostruzione, Massimo si trovava in casa. Ad un tratto è sceso dalle scale, forse già armato. Poi la furia omicida. Ha freddato Lino e Rosanna. Alcuni bossoli sono stati trovati anche sulla soglia della porta che conduce al piano superiore. Dopo la mattanza è uscito, ha scarellato il caricatore, facendo finire a terra gli ultimi 3 proiettili non esplosi. Pestrin forse se n'è liberato prima di confessare il duplice omicidio alle forze dell'ordine. È stato proprio lui a chiamare il 113. L'arrestato era estremamente freddo e lucido. Ha detto all'operatore che aveva ucciso suo fratello e sua cognata e li ha invitati a mandare al più presto un'autovettura di servizio, una volante, sul posto dicendo che li avrebbe aspettati. Ha atteso a casa fuori, a pochi metri da lui, i corpi senza vita di Lino e Rosanna. Per lui sono scattate le manette. Da una decina di giorni lavorava come guardia giurata. Quella pistola regolarmente detenuta ce l'aveva da qualche mese. Nelle prossime ore sarà disposto l'esame autoptico sul corpo delle 2 vittime. E ora andiamo a Cavasagra di Vedelago, dove vive la famiglia d'origine di Rosanna. Trento, la sorella chiede giustizia. È stato un atto criminale e basta. Vuole giustizia per sua sorella? Voglio giustizia per mia sorella, sì. Così Patrizia Trento, sorella di Rosanna, uccisa a colpi di pistola assieme al marito Lino per mano di suo cognato Massimo Pestrin, ancora sotto shock, provata da una notizia che non riesce ad accettare. Contatterà la famiglia di Lino e i fratelli, li chiamerà, sentirà qualcosa? No, non credo. Non vuole vederli? No. È lei a fare scudo a sua mamma, quasi 90enne, che ha appena saputo della morte della figlia. Ha saputo sua mamma di quello che è accaduto? Sì, ma deve ancora farsi l'idea. Una tragedia arrivata in via Sile a Cavasagra di Vedelago come un uragano. Qui Rosanna era stata ieri mattina, ha accudito l'anziana madre come faceva ogni giorno. Poi è tornata a casa a paese dove è stata uccisa. Che cosa le aveva detto sua sorella? Niente, aveva comprato i gelati per fare la festa della mamma. Sposati da oltre 10 anni, Lino e Rosanna, ci dice Patrizia, non aveva mai sentito di liti con il fratello Massimo. Era andata ad abitare in quella casa a paese subito dopo il matrimonio. Lei era solare, ci racconta. Com'era sua sorella? Tipo espansiva, allegra, gioiosa. Patrizia tiene stretta quella foto che ritrae Lino e Rosanna, stretta come se non volesse più lasciarla, il ricordo di un giorno felice che sembra ancora più lontano. E poi ci sono le comunità di Paese e Quinto che si stringono ai familiari delle vittime sconvolti per questa tragedia. Ieri le sindache dei 2 comuni sono andate a far visita.
45 lunghi minuti, tanto è durato l'incontro tra i sindaci di paese Katia Oberti e Quinto, Stefania Sartori e la famiglia Pestrin, Giancarlo, fratello di Massimo, ora in carcere, e di Lino, che invece non c'è più. Un primo abbraccio prima con Martina, la moglie, e poi con Giancarlo accanto ai loro figli. La coppia era in casa ieri, i figli a scuola, ha sentito gli spari. La cognata era uscita, pensava fosse uno scherzo, quando lui ha detto ho sparato, chiama i carabinieri e dice ma figurati, e quindi lei è rientrata tranquillamente e in realtà dopo qualche minuto ha sentito le volanti e ha capito che non era uno scherzo. Era in casa dei fratelli, Massimo da pochi mesi, rientrato dopo l'ufficialità della separazione con la compagna, una donna di origine albanese di 44 anni dalla quale ha avuto 2 figli. Lui era qui comunque domiciliato dal fratello e la cognata da qualche mese e niente, non si spiegano sto fatto, nel senso che non c'erano litigi di per sé, non era una famiglia litigiosa, anzi Rossana era molto disponibile, lo ospitava tranquillamente, quindi non si spiegano i fatti. Nella zona i Pestrin erano ben conosciuti proprietari dell'allevamento e anche di alcuni terreni. Avevano, lascia intendere un vicino, accumulato dei debiti per l'acquisto di alcuni macchinari agricoli. Economicamente per loro non era un periodo facile. Hanno preso anche la terra qua. Sulla rotonda ci sono i cartelli e il padrone le ha levato la terra. Problemi che vengono avanti, sì. Era una situazione difficile? Credo sì. E ora l'altra notizia che sta tenendo banco in queste ore, che è quella sportiva della vittoria dello scudetto del Napoli dopo il pareggio ieri a Udine, dove però ci sono stati anche scontri e tafferugli. È salito a 8 il bilancio dei feriti, fortunatamente non gravi, in seguito appunto ai festeggiamenti di ieri sera. Vediamo il servizio che ci arriva dalla nostra redazione di Trieste. È di 8 feriti non gravi il bilancio della calca provocata alla Dacia Arena alla fine della partita tra Udinese e Napoli, con l'invasione dei tifosi all'interno del terreno di gioco. A riferirlo il prefetto di Udine, Massimo Marchesiello. Da quanto abbiamo registrato, ha fatto sapere, non si tratta di feriti da scontri o da colluttazioni, ma di traumi dovuti a cadute provocate appunto dalla ressa. Il direttore della Sores FVG, Amato De Monte, ha confermato il bilancio, spiegando che in totale il servizio di emergenza si è occupato di 15 persone prima, durante e dopo la partita. Non ci sono stati casi gravi, salvo alcune fratture provocate da cadute dall'alto nel momento in cui i tifosi stavano entrando in contatto e c'è stata appunto ressa. Nel dettaglio, il caso più rilevante riguarda una persona che ha riportato una frattura esposta ad una gamba. È stata soccorsa dal direttore della Sores e dal coordinatore infermieristico, entrambi sul posto. Un secondo infermiere nel frattempo aveva organizzato il trasporto in ospedale con il supporto di un'ambulanza della Croce Rossa, in coordinamento anche con il gruppo operativo sicurezza delle forze dell'ordine. Le altre 5 persone sono state soccorse per traumi meno gravi, tra cui un trauma toracico, un trauma cranico e dei traumi agli arti. Sono state tutte e 5 trasportate in ospedale tra il Santa Maria della Misericordia di Udine e l'ospedale di San Daniele del Friuli. Altre persone infine hanno raggiunto il pronto soccorso del nosocomio friulano con mezzi propri. Momenti di tensione si sono vissuti nel finale del match, quando i tifosi partenopei hanno fatto invasione di campo, provocando la reazione di alcuni supporters bianconeri. Da lì si sono scatenati degli scontri sul terreno di gioco, poi contenuti dall'intervento delle forze dell'ordine, che hanno creato un lungo cordone tra distinti e tribuna, facendo arretrare e poi defluire all'esterno dello stadio i sostenitori napoletani. A seguire, le aree calde dei parcheggi sono state controllate fino a tarda notte a distanza da polizia, carabinieri e guardie di finanza, onde evitare il ripresentarsi di punti di contatto tra le tifoserie. Così dunque a Udine, allo stadio Friuli, e ieri sera la festa è esplosa anche in tante città del Veneto. Vediamo com'è andata a Padova. Canti, balli, bandiere azzurre che sventolano in Prato della Valle. La notte padovana si anima con la festa dei tifosi napoletani dopo la conquista dello scudetto, il terzo nella storia della squadra partenopea, che arriva a 33 anni di distanza dall'ultimo.
tanti napoletani che vivono a Padova e che ieri sera si sono ritrovati al Napoli Club di Tencarola, nei locali o nelle abitazioni per guardare la partita e poi dopo il fischio finale sono scesi in piazza per festeggiare con cori che da Piazza Cavour sono culminati in Prato della Valle. Una serata di gioia per tutti, anche per il questore di Padova, Antonio Sbordone, che da grande tifoso del Napoli ha seguito la partita allo stadio del Friuli a Udine, mentre a Padova il prato si tingeva di azzurro. Ancora notizie di cronaca. Nei controlli sulla pedopornografia e pornografia online in Veneto il centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia Postale nel 2022 ha monitorato 328 siti internet riscontrando la presenza di materiale illecito in 21 casi. Il dato emerge dal rapporto stilato in occasione della giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. Nell'anno scorso, a seguito di ben 72 perquisizioni effettuate, sono state denunciate 97 persone per reati di pedopornografia, la maggior parte delle quali per detenzione di materiale illecito con sfruttamento sessuale di minori online. Delle 97 persone denunciate, 15 sono state arrestate per detenzione o divulgazione di materiale attinente allo sfruttamento sessuale dei minori. Tragedia sui colli a Baone nel Padovano. Un uomo di 65 anni si è sentito male mentre stava facendo una passeggiata sul pianoro del Mottolone con due amici. I soccorritori arrivati in elicottero da Padova non sono però riusciti a rianimare l'uomo, che è purtroppo deceduto sul posto. La vittima è Giuliano Sartori di Ponso, lascia la moglie e una figlia. Da un anno era in pensione e andava spesso a fare trekking sui colli. Entro domani sarà fissata la data dei funerali. E sempre nel Padovano c'è stato anche un grave incidente. Ieri sera a San Martino di Lupari sono rimaste ferite 2 donne. La strada regionale 53 Postumia si conferma tra le arterie stradali più pericolose della provincia di Padova. Ieri sera nel tratto che attraversa San Martino di Lupari un nuovo incidente. 2 auto si sono scontrate frontalmente. Le 2 donne alla guida sono rimaste ferite in modo serio. I pompieri accorsi da Cittadella hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da un'auto una delle 2 autiste rimaste incastrata al posto di guida. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del SUEM 118. Le 2 donne sono state stabilizzate e trasferite in ospedale, una in elisoccorso, l'altra in ambulanza. Sono gravi ma non in pericolo di vita. E sono in corso le indagini dei carabinieri sugli autori dei furti avvenuti negli scorsi giorni a Montebelluna e a Quinto di Treviso. La probabilità è che si tratti degli stessi autori. Sentiamo. Notti di furti, quelle appena trascorse nel territorio della provincia. A Montebelluna, approfittando della chiusura per il ponte del 1° maggio, una banda di malintenzionati ha forzato la serranda esterna della farmacia Sant'Elena in via delle Mimose e rubato il registratore di cassa con il contante. La refurtiva ammonta a qualche centinaio di euro. Si aggira intorno alla stessa cifra il colpo commesso a danno della prosciutteria Al Doc di Quinto di Treviso, in via Postumia, la notte del 2 maggio scorso. Hanno sostanzialmente sfondato una delle vetrate d'ingresso del locale e si sono diretti alla postazione cassa e hanno portato via la cassa, il cassetto con il fondo cassa serale. Il danno grosso è stato la vetrata, perché l'hanno letteralmente sfondata, cioè non hanno sfondato il vetro perché il vetro è antisfondamento, ma hanno proprio buttato giù tutta la finestra. Si contano danni per quasi 4.000 euro, ma quello al locale non è stato il solo furto della nottata. Tentativo di effrazione, infatti, anche al supermercato Insu in via Brondi, sempre a Quinto di Treviso, a poca distanza dalla prosciutteria, in cui i malviventi hanno tentato di forzare la porta laterale senza però riuscirci. Una delle mie dipendenti che abita sopra ha sentito l'allarme del punto vendita INS che è dietro di noi e quindi è stata allarmata, ma hanno fatto reazione in giro probabilmente, non siamo stati gli unici. Quindi è stata una notte brava, dico io, probabilmente sono andati da più di qualcuno, perché solitamente quando fanno questa serie di furti non si limitano al locale, ma prendono di mira la zona, ben sapendo che prima che arrivino, anche se c'è l'allarme, le telecamere, prima che arrivino le forze dell'ordine o gli proprietari, fanno ora a fare tutto quello che vogliono. Ed ora andiamo a Mestre, dove vedo si è collegato il nostro Filippo Fois. Siamo in via Piave, dove l'apertura di un centro di preghiera islamico sta dividendo la città. A te Filippo, buongiorno.
Sì, buongiorno Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Credo che alle mie spalle vedete anche l'ingresso di alcuni fedeli in quello che dovrebbe diventare presto un centro culturale e un centro di preghiera. Su questo diciamo che ci tengono molto a sottolinearlo gli appartenenti della comunità islamica mestrina, perché non si tratta di una moschea, c'è un centro di preghiera, di catechismo e un centro culturale. Noi siamo in attesa del responsabile del progetto che dovrebbe raggiungerci tra pochi istanti. Stamattina tra l'altro ha avuto anche un incontro con i rappresentanti di un condominio che si trova qui nella zona, perché naturalmente la vicenda sta facendo discutere più che altro da un punto di vista organizzativo, vale a dire questa è una struttura che potrebbe potenzialmente attirare qualche centinaio di persone. Bisogna vedere se questa è un'area attrezzata ad un arrivo di così tante persone, a partire anche da questo marciapiede che è piuttosto stretto e sul quale poi potrebbero anche fermarsi i fedeli che non riuscissero a entrare all'interno di quello che una volta era un supermercato. È stato uno dei primi supermercati di una nota catena qui a Mestre. Noi ci troviamo proprio alla fine di via Piave, a pochi metri da noi c'è Piazzale Donatori di Sangue, per cui siamo proprio verso la fine di quella che è una strada che è una lunga via che collega la stazione di Mestre fino al centro città, che è stata al centro, come sapranno i nostri telespettatori, di molte vicende di cronaca nera. Qui si è svolta anche la manifestazione per la legalità qualche mese fa. C'è anche da dire tra l'altro che qua vicino si trova un cinema, proprio il cinema di via Piave, che era chiuso da anni e che è stato acquistato dalla comunità cinese invece, e verrà utilizzato, da quello che abbiamo capito, anche in questo caso per motivi religiosi. Comunque noi tra poco dovremo avere il nostro ospite che arriva, per cui io nel frattempo, Marta, ti restituirei la linea se sei d'accordo e poi te la richiedo quando Abdellah scusate, è arrivato in diretta, prego venga. No, non vorrei essere magari. No, perché siamo proprio in diretta. Volevo chiederle, lei oggi ha avuto un incontro con i condomini, anche come è andato? Sì, ho avuto un incontro con l'amministratore del condominio che mi ha informato che dal punto di vista dell'attività che svolgeremo non è un problema, ma di farlo nel rispetto della quiete pubblica e nel rispetto degli orari di riposo delle persone che magari abitano. Io ho detto che come di norma per noi, da parte nostra, c'è tutta la collaborazione. Anche ho chiesto di darci dei feedback se ci sono problemi oppure esigenze particolari, così ci adeguiamo in modo da convivere pacificamente senza andare nei conflitti. Una delle questioni che era stata posta era il fatto che qui potenzialmente possano arrivare centinaia di fedeli e magari la struttura e anche quest'area della città non sia proprio l'ideale anche per arrivare in automobile o con i mezzi pubblici e per riuscire ad accogliere tutti. La fermata dell'autobus numero 2 che passa ogni 10 minuti, no? Sì. E anche come zona è molto centrale, quindi è l'intorno che le persone della comunità abitano. Quindi per loro non serve neanche raggiungere con i mezzi pubblici oppure con automobili, anche perché molte persone non hanno l'auto, quindi vengono a piedi oppure comunque usano l'autobus per venirci dalla... All'interno ho visto ancora ci si stanno facendo dei lavori di restauro. Quando sarà pienamente operativo secondo lei? Speriamo nell'arco di un mese e mezzo. Attualmente stiamo facendo degli incontri per illustrare il locale alla comunità in modo che loro siano contenti e ci diano una mano per sostenere anche le spese per la ristrutturazione. E lei sulle polemiche che ci sono state ha già risposto, nel senso che qui sostanzialmente c'è la disponibilità a venirsi incontro perché insomma, ognuno possa vivere la sua vita. Certo, quindi avevo anche parlato con le persone del vicinato e molti ci hanno detto che non hanno problemi, alcune salvo particolarità che magari non ci siano aperture durante le ore protratte della notte. Noi abbiamo assicurato che giustamente no, perché la nostra principale attività è quella di fare catechismo con i bambini, quindi fare una sorta di doposcuola e che si concentra soprattutto dalle 18 fino alle 20 al massimo, dopodiché l'attività è chiusa. E se faremo la funzione della preghiera faremo comunque di pomeriggio e verso fine pomeriggio, al massimo la sera, ma verso le 8 e 9 stiamo parlando sempre.
Esatto. Perfetto, noi ringraziamo il nostro ospite. Noi tra l'altro comunque torneremo anche sull'argomento, se avrete piacere, e racconteremo un po' come si evolve anche in quest'area di Via No, Piana. perché questa è un'area che è un po' malfamata, quindi io anche ho detto la stessa cosa anche al commissariato capo che era venuto stamattina, che cercheremo di dare un segnale di positività quando se c'è una possibilità di incontro con anche altre comunità, quindi la gente che viene ovviamente qua a pregare e non come al solito le cose che succedono dall'altra parte oppure anche in questa via qua, quindi c'è lo spaccio, la prostituzione e tutto quanto. Quindi cercheremo di contrastare questa cosa qua, quindi essere un qualcosa, secondo me una cosa positiva anche da questo punto di vista. Esatto. Grazie. Io Marta ti restituisco la linea, naturalmente continuiamo a parlare nel nostro telegiornale di questa sera. A voi la linea allo studio. Grazie a voi, grazie ai colleghi della redazione di Venezia per questo collegamento. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione. Parliamo ora dell'emergenza siccità. Le piogge degli ultimi giorni non hanno certamente risollevato una situazione di mesi e mesi di assenza di precipitazione. A lanciare l'allarme il Consorzio Adige Euganeo, la situazione più critica nella bassa padovana. La situazione è molto preoccupante, è quello che stiamo cercando di far capire ai nostri agricoltori e circa 40.000 aziende del nostro territorio, del nostro comprensorio, del nostro consorzio. È una situazione che quando avranno bisogno di acqua quest'anno non riusciremo a garantire l'acqua per le coltivazioni. A lanciare l'allarme il presidente del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, Michele Zanato. È emergenza per la stagione irrigua, in particolare per l'area relativa al fiume Adige. Nonostante l'estate sia ancora lontana, i livelli idrici sono preoccupanti. Lo scenario di cui si è discusso in regione e con le associazioni di categoria degli agricoltori è quello della riduzione drastica dell'irrigazione. Uno con una riduzione di circa il 50% dell'acqua turnata ogni 10 giorni. Non sarà una cosa semplice da attuare, perché comunque è una cosa che non abbiamo mai fatto. Dovremmo arrivare a casa degli agricoltori, a casa delle aziende, dicendo che oggi tu non puoi irrigare, con dei messaggini, con degli SMS, guardando il sito. Abbiamo fatto questa mattina una riunione proprio con le associazioni di categoria per spiegare queste cose, perché la situazione non si era mai verificata e dobbiamo arrivare a far capire agli agricoltori cosa sta succedendo di fatto. Nella storia del Consorzio di Bonifica non era mai successo uno scenario simile, anzi il problema era diametralmente opposto, legato agli allagamenti. Le precipitazioni dei giorni scorsi non sono sufficienti, anche perché non è scesa pioggia sopra gli invasi montani. Ci sono questi contrasti che sono dovuti probabilmente a questi cambiamenti climatici in atto. In Emilia-Romagna è caduta una grande quantità di pioggia e ha causato grossi problemi con inondazioni e rotture arginali di corsi d'acqua. In Veneto, nel nostro comprensorio, la pioggia che è caduta è stata una pioggia media tra i 30 e i 50 millimetri, che ovviamente fa bene all'agricoltura. In Trentino Alto Adige invece è caduto molto poco ed è lì che invece ci sarebbe stato bisogno perché potessero ricaricarsi gli invasi montani, i laghi di montagna che poi alimentano il fiume. E per continuare a parlare di siccità abbiamo in collegamento Francesco Ratai, che si trova appunto nella bassa padovana, Polverara, con il presidente della CIA di Padova. A te Francesco. Buongiorno da Polverara in provincia di Padova, siamo con Luca Trivellato che è presidente della CIA, l'associazione di categoria che rappresenta allevatori e agricoltori. Siamo con lui perché vogliamo continuare a raccontare la siccità. La pioggia di questi giorni ha aiutato, non è stata però risolutiva, non è stata una soluzione a tutti i problemi, tant'è che anche il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha mostrato uno scenario abbastanza preoccupante per l'irrigazione dei campi per quest'estate. Presidente, com'è la situazione al momento?
La situazione, come abbiamo già detto più volte, è estremamente grave sotto il profilo delle riserve d'acqua. Se la pioggia degli ultimi giorni ha alleviato il momento di coltivazione, ha permesso insomma di avere un po' di acqua utile nei campi, quello che ci preoccupa è il futuro, nel senso che mancando sistemi di accumulo, quindi invasi, e non avendo piovuto in montagna e non essendoci neve in montagna, quello che ci preoccupa ovviamente è l'elemento tendenziale, cioè dall'estate, primavera-estate, già i consorzi insomma stanno dicendo che non garantiranno comunque l'irrigazione e che si pensa ovviamente a turnazioni, come era già successo lo scorso anno, però anticipate di un po' di mesi. Ecco, uno dei temi che appunto è questo della turnazione, ma voi come agricoltori come riuscite a gestire questa turnazione? Voglio dire, c'è una programmazione degli ortaggi, delle piante, del lavorato dei campi? Cioè, la turnazione serve sostanzialmente per permettere a chi è a valle di avere l'acqua che altrimenti non potrebbe arrivare se a monte si continua ad irrigare con i sistemi diciamo normali e correnti, per cui per permettere che il limitato deflusso di acqua possa arrivare poi nelle parti chiamiamole più basse della pianura, per cui nella parte più vicina al mare. E questo viene fatto attraverso una turnazione che viene comunicata dai consorzi, nei quali si chiede appunto agli agricoltori di modificare il proprio momento di irrigazione in funzione di turni assegnati per zona. Ma va a modificarsi anche la qualità di quello che viene seminato? In questo momento ovviamente c'è stata una ridotta semina del mais, che è una delle culture principi diciamo dei nostri territori, però che è molto idroesigente, e infatti molti colleghi si sono orientati più verso il frumento come cultura autunno-invernale, primaverile, e verso invece la soia per quanto riguarda la cultura estiva. È chiaro che una riflessione va fatta soprattutto per quanto riguarda il futuro, cioè una riflessione su che cosa andremo a coltivare nel futuro sarà una cosa importante che dovremo cominciare a ragionare come comparto agricolo. Ecco, questo sicuramente non lascia tranquilli, anche perché quello che viene prodotto nei campi è quello che finisce poi sulle nostre tavole. Da Polverara vi restituisco la linea. Grazie a Francesco Rattai per questo collegamento, e noi da Polverara andiamo a Padova città, perché ci chiede la linea Anna De Roberto per una notizia di cronaca, una truffa a un'anziana che però fortunatamente insomma è stata sventata. Anna, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori. Si è detto bene, truffa sventata, ma è stata sventata anche perché per fortuna, grazie ai tanti incontri che vengono fatti soprattutto dai carabinieri in provincia, ma insomma peraltro in tutto il Veneto, gli anziani sono sempre più informati, e questa volta infatti la truffa non è riuscita. Siamo a Selvazzano Dentro, quindi comune della cintura padovana, perché la vittima è un ex alpino, un ex professore di chimica, quindi in pensione, e quando ha ricevuto questa telefonata in cui gli veniva comunicato da un finto maresciallo dei carabinieri che il figlio aveva provocato un incidente, aveva investito una donna e era stato sottoposto a fermo, per sbloccare questo fermo serviva, come dire, una taglia di 3.200 euro. Quindi questo pensionato insomma ha iniziato già ad insospettirsi. In più ha ricevuto una telefonata anche al suo numero di cellulare ed era un complice che si fingeva avvocato. Quindi il truffatore, che è un 34enne di Napoli, aveva anche immaginato di tenere occupate entrambe le utenze, quella fissa di casa e quella al cellulare, proprio perché l'anziano non potesse in qualche modo avvisare i carabinieri. Eppure l'uomo ci è riuscito, perché si è fatto dare il cellulare della moglie e quindi con un terzo cellulare ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti ed hanno proprio trovato il truffatore nei pressi dell'abitazione dell'anziano, che era pronto ad andare in casa e riscuotere la somma. Il truffatore ha visto la gazzella dei carabinieri arrivare, ha tentato la fuga, ma è stato subito intercettato. Quindi appunto, come hai detto tu, una truffa sventata anche grazie appunto a tutti questi incontri che vengono organizzati sul territorio dai carabinieri, che ricordo da
settembre 2022 sono stati almeno 130 che hanno visto circa 4.000 persone partecipare. La truffa è la classica, la telefonata e chi è dall'altra parte della cornetta si finge un maresciallo dei carabinieri. Questa volta però insomma hanno scelto male la loro vittima, quindi è andata bene. Io sono qui presso la sede del comando provinciale dei carabinieri di Padova, conferenza stampa è da poco terminata, ora ovviamente provano ad allargare il cerchio e capire e rintracciare anche gli eventuali complici di questo 34enne. È tutto da Padova. Grazie Anna De Roberto per questo collegamento, buon lavoro. Noi ritorniamo a parlare di emergenza idrica. Stavamo parlando prima con Francesco Ratai di siccità, dalla siccità alle alluvioni, quanto accaduto in Emilia Romagna nelle ultime ore purtroppo lo testimonia. Il sindaco del comune di Torri di Quartesolo, comune del Vicentino, che è stato negli anni toccato da entrambi questi aspetti climatici, lancia l'SOS alle istituzioni. Bisogna riadattare le strutture alla nuova situazione climatica. Il primo cittadino, Diego Marchioro, torna quindi sulla necessità di costruire uno sbarramento idraulico a Meda e parla delle opere realizzate e da realizzare nel comune di Torri, che passano da aree di espansione alla sistemazione dei fossati. Lo ha sentito Luisa Bertini. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui a Torri di Quartesolo in compagnia con il sindaco Diego Marchioro per parlare di due aspetti dei cambiamenti climatici, cioè la siccità e le alluvioni di cui negli anni il comune è stato colpito. Quindi lei lancia un po' un SOS dicendo bisogna riadattare le strutture a questa nuova situazione climatica. Sì, io ritorno a fare un appello a tutte le istituzioni, a partire dalla Regione, perché in questo momento noi ci troviamo presi fra momenti di grandissima precipitazione, di nubifragio e lunghi periodi di siccità. Questa è una situazione che si sta accentuando e che richiede un cambio di strutture. Io comunque continuo a insistere che per alimentare la falda acquifera vicentina sia bisogno di opere di trattenuta a monte. In particolare noi da molto tempo parliamo della diga di Meda, perché è una struttura che riteniamo indispensabile per poter far fronte sia ai periodi di piena sia ai periodi di siccità. Ecco, voi nel vostro comune appunto avete superato anche l'alluvione 2 anni fa, avete realizzato già delle opere e sono in cantiere altre opere, se ce ne parla? Sì, abbiamo avuto due episodi dannosi, diciamo, sia a settembre 2020 che a dicembre 2020, 2 episodi molto diversi fra di loro peraltro. A settembre si è parlato di un nubifragio, quindi una pioggia eccezionale che ha messo in crisi la rete minore. Quindi su questa noi stiamo facendo un intervento di espansione, quindi abbiamo creato una piccola vasca di espansione per il fossato che ci ha dato problemi per i quartieri di Primavera e Betulle e per una parte delle piramidi, e quindi ecco, questa è già un'opera realizzata, poi andremo a riforestare sopra. Comunque questa è un'opera realizzata. Sempre sul fossato di Borsellino abbiamo ricevuto un finanziamento parziale, ma comunque rifinanzieremo noi e eseguiremo un tombamento, diciamo praticamente una canalizzazione, in maniera da evitare che queste acque possano fuoriuscire e danneggiare le case. Poi avete ricevuto anche dei finanziamenti per la sistemazione di alcuni fossati? Sì, sia su via Italia Unita e sia appunto, dicevo, via Borsellino, quindi diciamo quartiere Casoni, lo metteremo in sicurezza con un finanziamento regionale proprio per far defluire le acque in maniera regolare, in maniera ampia verso il Tesina. Ecco, io ringrazio il sindaco Diego Marchioro e restituisco a voi la linea allo studio.
Ecco, allora noi ora ci chiede la linea, andiamo a Paese, torniamo a Paese perché ci chiede la linea il collega Christian Arboit per ulteriori aggiornamenti sulla tragedia, sul duplice delitto compiuto da Massimo Pestrin che l'altro ieri ha ucciso il fratello Lino e la cognata Rosanna Trento. A te Christian. Sì Marta, buongiorno di nuovo a te e a tutti i telespettatori di Antena 3 anche da parte di Nicoletta Rizzetto. Esattamente 48 ore fa qui la tragedia costata la vita a Lino Pestrin e alla moglie Rosanna Trento per opera di Massimo Pestrin, il fratello 51enne. Qui con noi l'altro fratello Giancarlo Pestrin che ringrazio davvero, non è stato facile averlo qui con noi, però appunto Giancarlo forse dobbiamo fare chiarezza rispetto a quello che è apparso anche in questi giorni. La cronaca, come si sa, è sempre molto concitata e quindi facciamo chiarezza e partiamo proprio da 48 ore fa. Lei dove si trovava quando Massimo ha esploso quei 17 colpi? Il mio solito routine, mezz'ora sul divano, e mia moglie ha detto che ha sparato, ma non gli dai peso. E dopo è venuta dentro, tremava, ha detto ha sparato, quando sono venuto fuori c'erano già i carabinieri, era già tutto successo. Ecco perché facciamo un passo indietro. Cos'è successo? Dopo aver sparato Massimo ha chiamato i soccorsi, ha chiamato il 112 e si è avvicinato nell'appartamento vicino dove vive Giancarlo con la famiglia e ha mostrato attraverso la finestra la pistola alla moglie di Giancarlo. In quel momento, ce lo ha raccontato lei stessa, pensava ad uno scherzo di pessimo gusto e invece non era così. Poi avete sentito le sirene e siete usciti. Siamo usciti da corsa, ma i motivi carabinieri non mi hanno detto niente cosa è successo, niente. Ecco, siete stati in quel momento là allontanati perché erano attimi concitati, quindi anche i carabinieri stessi non... Sì, non mi hanno... telefono no, sigarette no, tutto delinquenti noi, lui, un angelo, vabbè. Siete stati portati anche voi in caserma perché appunto non si capiva bene. Non si capiva bene cosa era successo. E invece lei Massimo, Nicoletta, se possiamo inquadrare, poi dopo aver compiuto il massacro, si è fermato lì davanti a questa casetta di legno e ci racconta suo figlio Davide che aveva un atteggiamento un po' strafottente, cioè come se nulla fosse accaduto. Nulla fosse successo, nulla fosse accaduto. Me ne freghismo, cioè è una cosa indescrivibile. Quindi non ha chiesto scusa, non era pentito, non stava piangendo? Non è successo niente, faccia da indifferente. Successo niente. E lei poi a un certo punto le ha detto qualcosa, le ha urlato qualcosa, si è sentito lei, gli ha chiesto Massimo cos'è successo? Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Non ho risposto, dopo i carabinieri mi hanno portato di là e basta, mi hanno tenuto lontano e basta, non ho potuto più comunicare anche perché lui ti guardava, perché a faccia da culo che Galta guardava proprio, è una cosa... ti guardava indifferente come... Ecco, i rapporti in famiglia, va detto, non erano buoni, nel senso... La sua famiglia, non noi. Noi non c'entriamo niente con la sua famiglia. La sua famiglia la intende l'ex moglie dalla quale si stava separando e i suoi figli? Erano i suoi problemi. No, portarli a noi, a gente che non c'entrava niente, perché è gente che non c'entrava niente. Però lui dice nelle poche parole che si è lasciato sfuggire nell'immediatezza dei fatti, anche a colloquio con l'avvocato, c'era un complotto nei miei confronti, i miei familiari sapevano che mia moglie mi tradiva. Ma lo sapeva anche lui, Cioè, aveva messo sul telefonino la foto con mezza nuda, cosa vedono tutti questi anni qua. E lui dava c'era una foto della moglie che circolava, insomma. C'era una foto, era un suo problema, doveva risolverlo lui. Quindi lui, diciamo, questa cosa qua non l'aveva digerita? No, non l'aveva digerita. Però la portava su di voi? Sì, cosa c'entriamo noi? I suoi problemi si risolve e basta. Voi avevate mantenuto rapporti con questa signora? No, era proprio... Veniva qua, è venuta qua 2 volte dopo
2 volte non ti guardava neanche sul muro, scaricava il più piccolo, andava là mezz'ora, poi andava via, non c'era un rapporto. Ecco, ma fatto sta che Massimo a un certo punto si è trasferito da Viano Alese, dove abitava con la famiglia, si è trasferito qua alcuni mesi. Non sapevamo niente che aveva il domicilio qua. La residenza a San Giuseppe, il domicilio qua, ha fatto tutto a sua insaputa, perché adesso non posso chiedere a mio fratello, perché no, è morto, non posso chiedere niente. Ecco, però lui di fatto in questi mesi si era portato qui a casa di Lino e di Rosanna, dove c'è, tra l'altro, dove c'era la stanza da letto di sua madre, che è morta poco tempo fa, e quindi lui si era in qualche modo arrangiato nella stanza della madre. Sì, ha fatto così lui. Ma prima ha portato tutta la famiglia, lui dormiva davanti e i figli dietro. Quindi anche i figli abitavano qua a un certo punto? È da dicembre, metà dicembre del 2021 che è qua. Quindi da molto tempo, da prima che l'appartamento di Viano Alese fosse ristrutturato? No, non era la situazione economica, non pagava l'affitto, l'hanno sfrattato. La trasparenza è questa, l'hanno sfrattato, ti hanno dato una data, a fine anno vai via e basta. Senta una cosa, è vero che c'erano botte, volavano botte tra loro? Non era un buon rapporto, non era un buon rapporto. Quindi Massimo picchiava la moglie? Sì, per me sì, ma io si otteneva, non so che ne ha mai espresso. Non aveva mai detto niente neanche a io, non ti risolvi i problemi così. Senta, poi Massimo, da quello che abbiamo ricostruito, aveva già dato un po' dei precedenti di aggressività, aveva anche inveito e spintonato suo padre anziano qualche anno fa. Cos'era successo? È lunatica, perché serviva soldi per andare in Albania, perché doveva andare in Albania, ma lui era fatto così. O ti dava anche il cuore o ti occupava, infatti è successo. Quindi c'erano dei momenti anche di generosità? No, massa. No, diciamo che non sapevo neanche come definirlo. Ma tra me e lui mai è stato un gran rapporto. Senta, andrà a trovarlo in carcere? No, non esiste. E neanche il perdono non accetto. Non esiste. È motivo, mi spiega il motivo, perché l'ha fatto, mi spiega, ma è motivo perché lo ha fatto. I suoi problemi si tiene per lui, si risolve lui, no che altra gente che non c'entra niente. Anche perché lei appunto in passato ha già subito 3 anni fa un lutto, sua suocera Fiorella Sandre è morta nel rogo di Castagnole, per cui c'è un processo aperto, il processo a carico di minoranza, è un dolore anche che si accumula. Sì, anche là è tutto in alto mare, perché anche là vogliono fare non intendere e volere, una gran stronzata e basta, come quella che vogliono fare a mio fratello, è una gran stronzata e basta. Quindi lei dice, ha sentito che forse ci sarà una perizia psichiatrica e così via. Sì, e lei dice è sempre stato un po' particolare così, era carattere. Sì, il carattere suo, è il suo carattere quello. Allora Giancarlo, io la ringrazio per questa sua testimonianza, condoglianze ancora e grazie per la disponibilità. Grazie. Allora Marta, hai sentito, insomma, sono parole, non mi sento di aggiungere altro in realtà. Abbiamo parlato poi con altre persone, in caso vi faremo sentire anche nelle prossime edizioni tutte queste testimonianze. Questo è il quadro familiare. Questo è il contesto. Prima avete sentito le parole dell'avvocato Annalisa Zanin all'esterno del carcere di Santabona, dove Massimo si trova ovviamente in arresto. Chiaramente è un puzzle che dovrà essere composto nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Capire queste motivazioni vere, fantomatiche, reali o ipotetiche, insomma, non tocca a noi dirlo in questo frangente, a noi tocca raccontare. Questo è il dolore di una famiglia. Da Paese per il momento è tutto. Con Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica ti restituisco la linea.
Grazie a Cristian Arboit e Nicoletta Rizzetto per questo collegamento. Noi andiamo ora dal nostro prossimo ospite, il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin. Mi scuso se l'abbiamo fatta attendere, ma insomma questi fatti di cronaca stanno sconvolgendo l'intera comunità della provincia di Treviso in questo caso, ma ovviamente del Veneto intero. Da lei Padrin, per parlare di un tema sicuramente molto importante per tutta la montagna veneta, che verrà affrontato in 1 o 2 giorni, si partirà oggi pomeriggio, relativamente alla crisi climatica. Ne abbiamo già parlato prima nel corso del nostro telegiornale, con l'emergenza siccità da un lato, le alluvioni dall'altro. No? Questa crisi climatica però potrà anche portare degli aspetti positivi per la montagna? Potrà portare a un ripopolamento della montagna? Ma questa è una domanda da 1 milione di euro. Io penso che per ripopolare la montagna c'è bisogno innanzitutto di aumentare quelli che sono i servizi e avere soprattutto le risorse straordinarie per poterli mantenere. Questo è un po' il tema che stiamo dibattendo un po' da tantissimo tempo. Questa è una provincia che comunque di risorse riesce ad averne, perché tra i fondi di area vasta, tra le aree interne, dei fondi di comuni confinanti, non possiamo sicuramente lamentarci su quelle che sono le possibilità di investimento sul nostro territorio. Il problema è che poi queste risorse devono tradursi in un miglioramento di quella che è la qualità della vita, delle infrastrutture, eccetera, eccetera, però se non va di pari passo a quello che è un abbattimento dei costi dei servizi, soprattutto la creazione di servizi, la montagna fa fatica a popolarsi, e i numeri sono da questo punto di vista ineluttabili e ci dicono che la situazione è difficile, se non in quelle che sono le regioni a statuto speciale, che sono il Trentino e Alto Adige, che sono le uniche che hanno un'inversione di tendenza. Perché? Perché sono regioni che sicuramente hanno lavorato bene, in particolare l'Alto Adige, con delle politiche che hanno favorito l'insediamento in montagna e il mantenimento delle persone in montagna, con tutta una serie di incentivi che riguardano l'attività commerciale, l'attività di impresa, le attività aziendali, eccetera, eccetera. Quindi sul lavoro, su soprattutto anche uno sviluppo dell'attività agricola, il mantenere i giovani in montagna, insomma sono tutta una serie di politiche che loro possono fare perché hanno delle risorse economiche in grado di, ma loro sono bravi perché li utilizzano bene. Noi siamo in difficoltà da questo punto di vista perché siamo come tutti gli altri comuni del nostro paese, e quindi noi stiamo aspettando da un lato la legge sulla montagna, che possa essere uno strumento da questo punto di vista, e questo è un po' un sogno, quello di riuscire a trasformare tutte queste risorse che noi abbiamo per investimenti per spese correnti, cioè per utilizzarle in servizi. Questo sarebbe il grande passaggio epocale, che secondo me è l'unica strada percorribile se vogliamo salvare la montagna dal punto di vista della popolazione. Però diciamo che il mutamento climatico sta creando come dire, degli effetti immediati sulla stagione turistica, no? Se non altro, visto che molte persone si stanno già, questi sono i dati che ci fornivano le associazioni di promozione turistica del Bellunese, molte persone, temendo un'estate torrida, così come annunciano i meteorologi in pianura, si stanno già prenotando l'appartamento piuttosto che l'albergo in montagna. Stanno tornando anche le locazioni lunghe di 1 mese o addirittura di tutta la stagione estiva, che non si vedevano da molti anni. Ma io penso che anche il Covid ci ha un po' aiutato, l'abbiamo detto sempre, passare quelle giornate in lockdown in una casa, in un centro, diciamo così, città, è diverso che sicuramente trascorrerle con il panorama delle montagne, all'aria aperta, all'aria pura, cioè ci sono delle condizioni decisamente diverse che ci hanno aiutato, però anche qui abbiamo bisogno dei servizi, abbiamo bisogno della banda larga, abbiamo bisogno di una connessione internet che possa essere molto agevole e non a intermittenza, cioè dobbiamo sicuramente guardare a questi aspetti che sono fondamentali. Sui cambiamenti climatici, questo è un tema da approfondire ovviamente attraverso l'aiuto di esperti, cioè abbiamo e stiamo trascorrendo, abbiamo gli ultimi inverni, sono stati degli inverni quasi senza piogge, pochissima neve, e quindi anche questo è un dato particolare
anche le temperature sono state sicuramente più alte rispetto al normale. Poi però ci troviamo di fronte a situazioni di rischio come le bombe d'acqua. Adesso è stata colpita l'Emilia-Romagna, avete visto, Bologna, Ravenna in particolare, con danni pesantissimi, ma questo è il rischio dei cambiamenti climatici, che ci si trovi di fronte a lunghissimi periodi di siccità e poi nel giro di 48 ore vengono calati centimetri e centimetri di pioggia che poi diventano un problema, perché nell'aridità di tutto quello che c'è si fa fatica a mantenerli sul terreno, e quindi si creano quello che è accaduto lì. Noi dobbiamo anche da questo punto di vista fare prevenzione, lo dico con certezza, questo secondo me Vaia ci ha molto aiutato, nel senso che tutte le risorse che lo Stato ha messo per il dopo Vaia, coordinate dalla struttura commissariale della Regione del Veneto, ci hanno permesso di avere un grande intervento di miglioramento delle condizioni di sicurezza del rischio idrogeologico e anche degli investimenti che secondo me hanno migliorato la qualità di tutto il nostro territorio. Ecco, un'ultima domanda volevo farle, Presidente, approfittando insomma della sua disponibilità oggi, che non c'entra con questo ma è relativa alla presenza dell'orso in Cansiglio e in Cadore, così come abbiamo visto insomma nelle cronache degli ultimi giorni. Ieri abbiamo sentito la sindaca di Tambre, Sara Bona, che ha detto che in realtà la vera preoccupazione, specialmente appunto per quanto riguarda l'Alpago, sono i lupi più che loro. Ha perfettamente ragione Sara, anche qui abbiamo cercato di fare gli approfondimenti con la mia polizia provinciale, con quelli che sono un po' gli esperti che ci seguono. Allora, l'orso è sicuramente non una presenza stanziale ma di passaggio, mentre il lupo è una presenza stanziale che ha provocato soprattutto in alcune aree del nostro territorio provinciale danni incalcolabili, soprattutto per chi alleva pecore, capre e non solo. E questo è un problema grosso. Qui bisogna, secondo me, visto che comunque il lupo è protetto, cercare di trovare delle forme di convivenza tra l'uomo, il lupo e gli animali, in modo di limitare al massimo questi disastri che vanno e vengono combinati. Quindi soprattutto bisogna cercare di dare la possibilità a chi alleva di avere recinzioni particolari che possono proteggere comunque i capi dall'attacco dei lupi. Questo è fondamentale, perché qui poi quelle che sono le opere di compensazione anche dal punto di vista economico non raggiungono mai quello che è il valore di capi che viene perso dai vari allevatori che abbiamo sul territorio. E sicuramente l'area dell'Alpago è stata tra le aree più colpite da questo punto di vista, con danni che hanno provocato anche la chiusura di aziende, quindi questo è sicuramente un problema che va affrontato in maniera seria e si dovrà cercare di trovare delle soluzioni. Grazie, io la ringrazio davvero per essere stato con noi, Roberto Padrin, Presidente della Provincia di Belluno. Una buona giornata e un buon lavoro, grazie. Grazie a voi, buona giornata. Grazie. Noi ora proseguiamo con la nostra prossima ospite che nel frattempo si è accomodata qui in studio. Ringrazio per essere con noi la dottoressa Silvia Orazio, responsabile della centrale operativa del SUEM 118 di Treviso. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi. Ed è qui per parlare di un tema davvero molto importante e lo sentirete ora dalle sue parole, perché i fatti di cronaca anche delle ultime settimane ci hanno mostrato quanto sia davvero importante per la popolazione di tutte le età veramente la conoscenza delle manovre di primo soccorso. C'è stato il caso fortunato, veramente fortunato di Casale sul Sile, era la giornata di Pasquetta, un signore che si è sentito male, colto da arresto cardiaco e che è stato salvato proprio grazie ad una staffetta insomma, che si è verificata tra le persone che si trovavano presenti. Fortuna vuole che ci fosse anche un'infermiera e un medico, per cui meglio di così diciamo non gli poteva andare, però non è necessario per forza che sia un medico o un infermiere a fare questo intervento, e il fatto che le persone
possano in qualche maniera mettere in atto queste manovre fa davvero la differenza tra la vita e la morte. Certo, assolutamente. Dunque, quando noi facciamo dei corsi di primo soccorso e parliamo di arresto cardiaco, usiamo spesso una metafora che è la metafora della catena del soccorso, per far capire alle persone che nella gestione di un arresto cardiaco ogni persona che è coinvolta nell'arresto cardiaco fa la differenza. Il primo anello della catena del soccorso sono proprio le persone che assistono all'evento, all'arresto cardiaco, e tutto quello che viene fatto in quei minuti possiamo dire che in qualche modo condiziona poi quello che sarà, che potrebbe essere l'esito dell'arresto cardiaco per quel paziente. Quindi i minuti sono preziosi e il fatto di saper fare correttamente una chiamata al 118, sapere che cosa dire, quindi rispondere con calma alle domande, se il paziente è cosciente, se lo chiamo, se mi risponde, se respira o meno, e iniziare subito le compressioni toraciche sul paziente, e come è successo a Casale sul Sile, la richiesta di un defibrillatore in zona, sono stati e sono tutti degli elementi fondamentali per far sì che poi il paziente aumenti le sue percentuali di sopravvivenza. Il defibrillatore è sicuramente un dispositivo che è fondamentale, è stato fondamentale per il paziente di Casale sul Sile, perché non so se l'avete letto dai fatti di cronaca, il signore è stato rianimato, ma poi appena messo il defibrillatore è stata erogata una scarica e il suo cuore è tornato a battere. Quindi vogliamo insomma come 118 che passi questo messaggio che ecco, quel giorno fortuitamente c'erano dei sanitari, ma quello che è stato fatto quel giorno poteva essere benissimo fatto da qualsiasi persona, perché il defibrillatore in particolar modo è un dispositivo facile, sicuro, che permette di usarlo, ecco, senza per forza aver dovuto fare un corso. Tra l'altro, come accade spesso durante la gestione di un arresto cardiaco, chi chiama il 118, magari chi ne ha avuto esperienza, ahimè, sa che l'operatore di centrale operativa sta al telefono con chi è dall'altra parte e dà tutta una serie di indicazioni su come mettere le mani sul torace se non hanno mai fatto una rianimazione cardiopolmonare, o sull'uso del defibrillatore, quindi li accompagnano passo passo nell'usarlo. E infatti questo è anche un altro aspetto molto importante. Stiamo vedendo intanto le immagini di diverse dimostrazioni che voi avete fatto su sì. EMI in piazza, no? Diverse volte vi abbiamo visti come protagonisti proprio di queste dimostrazioni alla popolazione, appunto con dei manichini nei quali si vede come devono essere eseguite correttamente queste manovre, ma grazie anche al vostro supporto telefonico, anche chi non avesse mai sperimentato questo può essere guidato passo passo, no? Quindi è importante che le persone sappiano di non essere sole, perché gli operatori della centrale operativa sono addestrati proprio per guidare anche telefonicamente. Assolutamente sì. L'operatore di centrale è addestrato in realtà non solamente a questa manovra di accompagnamento dell'utente al telefono nella gestione di un arresto cardiaco, ma anche per esempio nelle manovre di disostruzione in caso di soffocamento sia dell'adulto. Abbiamo visto prima, no? Le abbiamo viste nei bimbi, che sono forse quelli più soggetti, diciamo, a questi soffocamenti attraverso l'ingestione di cibi o d'oggetti di solito. Queste sono le cause principali e quindi l'operatore guida chi è dall'altra parte anche nelle manovre di disostruzione, ahimè anche nell'esecuzione di rianimazione cardiopolmonare nel bambino quando va in arresto perché le manovre non sono efficaci, e anche durante il parto, perché abbiamo avuto parti in casa che sono stati condotti dal papà o dalle persone che erano presenti attraverso le indicazioni dell'operatore al telefono. Non solo in casa, anche in auto è successo alle volte, recentemente tra l'altro. Quindi insomma è molto importante sapere che dietro quel numero di telefono 118, che a fine anno cambierà, ma ne parleremo più avanti. Dietro quel numero di telefono ci sono
sono degli operatori che non lasciano mai sole le persone, che riescono a guidarli anche in tutti quegli interventi che magari uno non è preparato insomma, a fare. La cosa bella è che tutte le volte che siamo stati in piazza abbiamo conosciuto tante persone che abbiamo soccorso, o familiari che si sono fermati, ci hanno ringraziato e ci hanno detto proprio questo: non ci siamo mai sentiti abbandonati e soli in quei momenti. E quindi diciamo che l'operatore non è solo qualcuno che dà delle informazioni tecniche, questo è ovvio che sia così, ma è anche qualcuno che, diciamo, emotivamente in quel momento è vicino al paziente e ai suoi familiari, certo, che magari lo stanno soccorrendo, certo, in quel momento. L'importante è comunque, ne parlavamo ieri al telefono quando ci siamo sentite per l'invito appunto a questa trasmissione, è mantenere la calma, no? Non farsi prendere dal panico, perché è proprio questo l'elemento che magari può in qualche maniera, certo, ostacolare, certo, il soccorso anche. Sì. Molto spesso io credo che il panico sia generato anche dal fatto di conoscere poco quelli che sono i meccanismi di funzionamento del 118, perché magari le persone chiamano e pensano erroneamente che l'operatore che risponde loro al telefono sia anche quello che magari poi sale in ambulanza, sale nell'elicottero e li va a soccorrere. Ecco, è importante sapere che non è così. È l'operatore che risponde, è lì, raccoglie tutte le informazioni possibili, ma poi altre persone andranno a soccorrere. Ecco, quindi tutte le domande che l'operatore fa non sono una perdita di tempo, ma la calma nel seguire e rispondere bene alle domande fa già parte dell'intervento e ci permette di arrivare prima, perché sappiamo dove siete. Ecco, e su questo aspetto vorrei collegarmi anche a quella che è l'iniziativa che voi avete messo in campo per domenica, perché è importante, no, che tutti conoscano queste manovre rianimatorie, queste manovre di primo soccorso senza limiti di età. Quindi pensiamo che siano cose solo per gli adulti, insomma, o per i ragazzi, così. In realtà anche i bambini possono avere un ruolo davvero molto importante, non fosse altro perché molto spesso i bambini si trovano anche assieme ai genitori, certo, e ai nonni soprattutto, no? Magari vengono lasciati col nonno, con la nonna, finché i genitori sono al lavoro, e quindi è molto importante che sappiano anche individuare determinati sintomi, che sappiano chi chiamare e che cosa dire. Assolutamente sì. Allora, noi domenica saremo alla palestra Mantegna di via Graziano a Treviso, saremo lì tutta la giornata dalle 8 del mattino fino più o meno alle 3 del pomeriggio, e la giornata sarà divisa in due parti. Innanzitutto è una giornata patrocinata dalla nostra ULSS e grazie alla scuola di arti marziali vietnamite con il maestro Maurizio Foschi abbiamo insomma concordato e organizzato questa giornata nella quale verranno coinvolti gli allievi delle arti marziali vietnamite, ma non solo, delle arti marziali in genere, ed è aperta a tutti gli sport, in una fascia d'età che va dai 7 ai 14 anni. E la giornata sarà divisa in due parti. La prima parte sarà dedicata interamente ai ragazzi e quindi faremo come 118 una parte, diciamo, teorico-pratica nella quale spiegheremo come si fa una chiamata al 118, come si attivano i soccorsi, che cosa dire, e poi faremo provare i ragazzi su dei manichini come si fa, ecco, insomma, una rianimazione cardiopolmonare, ovviamente adeguando l'informazione a quel range d'età del bambino, certo. La cosa bella è che avremo la possibilità di regalare loro una specie di defibrillatore giocattolo che però funziona con un'app collegata a un cellulare e simula il funzionamento di un defibrillatore vero e proprio, quindi potranno portarlo a casa, potranno portarlo a scuola, potranno vederlo a casa con i genitori, con i familiari, e quindi è una sorta di messaggio che non finisce domenica ma che continua anche dopo, e quindi questa è una cosa che ci piace, ci fa molto piacere, speriamo che
che venga apprezzata anche da tutti quanti. E che attraverso i bambini entra nelle famiglie, Esatto, entra nelle case, no? attraverso i piccoli. Ecco. Dottoressa, lei parlava appunto del defibrillatore, ne accennavamo prima. Molto spesso le persone che non l'hanno mai utilizzato sono intimorite dal fatto, magari se si dovessero trovare in una situazione così di emergenza, di dover applicare il defibrillatore, temono di fare dei guai magari peggiori rispetto al dramma che si sta vivendo in quel momento, perché parliamo di persone ovviamente in arresto cardiaco. È così? Non dobbiamo aver paura di utilizzarlo? Assolutamente no. Il defibrillatore è uno strumento sicuro che può essere usato davvero tranquillamente da chiunque, ripeto, senza per forza aver fatto un corso di primo soccorso e di utilizzo del defibrillatore. Il defibrillatore è vero, eroga una scarica elettrica e quindi molto spesso il timore legato all'uso del defibrillatore è proprio legato a questo evento, ma il defibrillatore eroga una scarica elettrica solamente se vi è la necessità, se il defibrillatore riconosce un determinato tipo di aritmia che ha determinato l'arresto cardiaco e, ripeto, il defibrillatore vi parla, vi dice passo passo tutto quello che dovete fare o non fare, per esempio non toccare il paziente. Quindi le due cose insieme, il defibrillatore che parla e che mi dice passo passo cosa fare e l'operatore del 118 al telefono che mi aiuta, fanno sì che io possa usare un defibrillatore in maniera sicura anche se è la prima volta che lo vedo. E questo è molto importante perché appunto, come dicevamo all'inizio, l'intervento tempestivo può davvero fare la differenza tra la vita e la morte, perché per quanto rapidi possano essere i soccorsi, le speranze di sopravvivenza di una persona in arresto cardiaco di quanti minuti sono, dottoressa? Diciamo che dopo i 5 minuti il nostro cervello inizia ad avere i primi danni legati alla mancanza di ossigeno perché il cuore è fermo. Quindi è ovvio che quando prima accennavo al concetto della catena della sopravvivenza, ecco perché le persone che assistono all'arresto cardiaco sono fondamentali. Voi pensate che nel 70% dei casi l'arresto cardiaco è un evento testimoniato, c'è qualcuno lì presente, ma solo nel 15% dei casi chi è lì inizia il massaggio cardiaco. Ecco perché noi a Treviso la nostra percentuale è un po' più alta proprio perché abbiamo l'operatore di centrale che sta al telefono e quindi promuove il fatto che vengano iniziate le manovre anche da chi un corso non l'ha mai fatto. Ecco. Però lo sforzo del 118 è anche, diciamo, questo, la parte di formazione, di divulgazione del 118 è volta proprio a questo, ad aumentare il numero di persone che quando si trovano di fronte a un arresto cardiaco non vanno in panico, ma sanno chiamare, lo sanno riconoscere, sanno attivare i soccorsi e iniziano subito le manovre rianimatorie. Ecco, dottoressa, ritorniamo all'evento di domenica rivolto ai più piccini, perché i bimbi, dicevamo, molto spesso appunto magari trovandosi a casa con i nonni o con persone più anziane possono, speriamo mai, però talvolta può accadere che si trovino ad affrontare una situazione di questo tipo. È molto importante formare ed insegnare ai più piccoli, e qui magari lo diciamo anche a tutte le mamme, i papà, le nonne, i nonni che ci stanno seguendo da casa, insegnare ai più piccoli delle informazioni essenziali che il bimbo deve saper dire al soccorritore, no? Prima di tutto l'indirizzo. Assolutamente sì, grazie per averlo ricordato, perché domenica questa sarà un'informazione che noi trasmetteremo ovviamente ai ragazzi e a tutti gli adulti che sono presenti, però approfitto insomma di questo momento per fare un appello a tutti i genitori ma anche gli educatori che a scuola, in tante scuole si fanno dei progetti per il primo soccorso che insegnino ai bambini quelli che sono le cose proprio fondamentali per aiutarli ed aiutare chi sta male. Come ti chiami,
dove abiti, qual è il tuo numero civico. C'è capitato per esempio di un bambino che non ha telefonato e non sapeva darci questi dati, abbiamo provato a chiedere qual era la scuola che frequentava e quindi magari provando a trovare dei collegamenti che ci aiutassero a capire. Poi per fortuna insomma è arrivato un adulto e la cosa si è risolta benissimo, per fortuna. Però ecco, insegnare ai bambini ad aiutarvi, perché ecco, magari non lo si pensa, però anche l'adulto può aver bisogno di soccorso e in quel momento c'è il bambino. Devo dire che per la nostra esperienza i bambini sono bravissimi, perché a differenza degli adulti hanno questa capacità di mantenere calma e di lasciarsi guidare dalle domande dell'operatore. Quindi si fanno prendere molto meno dal panico degli adulti i più piccoli, e questo è molto importante. Quindi è molto importante insegnare loro anche che cosa dover dire. Quindi nome, cognome, indirizzo sono fondamentali, e numero civico, quindi l'indirizzo, il paese, la via, il numero civico, che un bimbo anche davvero molto piccolo può sapere, già di 2-3 anni, insomma può sapere diciamo che il nome, cognome, l'indirizzo, magari anche i più piccini. Poi e infatti domenica partirete dai 7 anni, no? Con il corso e con l'insegnamento, quindi anche davvero bimbi piccoli. Per quanto riguarda la scuola, no? Dottoressa Orazio, lei accennava prima a diversi istituti che cominciano già a fare della formazione ai bambini e ai ragazzi anche in questo. Nel nostro paese però, in Italia, diciamo, il primo soccorso non fa parte di quelle che sono le normali materie curricolari. In altri paesi sì, per esempio in Germania, non so, lei ha qualche esempio da darci? Sicuramente diciamo che ci ha aiutato tantissimo una legge, la 116 dell'agosto dell'anno scorso, che ha implementato una legge che già c'era in materia di primo soccorso e di utilizzo dei defibrillatori, e questa legge proprio dice che in qualche modo obbliga le scuole di tutti gli istituti di ordine e grado di iniziare a immettere all'interno del programma scolastico l'insegnamento del primo soccorso e della rianimazione cardiopolmonare. In alcuni casi, per gli istituti, diciamo per gli ultimi anni del liceo, addirittura si parla di un corso di BLSD certificato. Quindi per fortuna, ecco, anche la norma ha colmato un po' un vuoto legislativo che c'era e che ci distingueva purtroppo dagli altri paesi, dove questo invece è già in corso. Ecco, quindi ricordiamolo, no? ancora una volta, domenica ci troveremo nella palestra Mantegna di via Giulio Cornelio Graziano a Treviso, saremo lì dalle 8 e la partecipazione è aperta a tutti, soprattutto ai genitori, insomma, che hanno bambini che sono in questa fascia d'età che vi dicevamo prima. Lo sport, attraverso lo sport quindi cerchiamo di divulgare anche queste nozioni di primo soccorso, e ci sarà nel pomeriggio ci saranno delle relazioni dedicate agli adulti, quindi la mattina ai bambini, poi ci saranno dei mezzi di soccorso, l'automedica, l'ambulanza, i bambini potranno salire, fare delle foto, fare domande agli operatori. Il pomeriggio sarà un po' più una parte dedicata agli adulti, quindi ci sarà degli interventi molto brevi dove verranno affrontati i temi della prevenzione degli incidenti in età pediatrica, altro grosso tema importante e ahimè insomma sempre attuale. Poi verrà spiegato quindi gli incidenti domestici, un po' tutto, gli incidenti domestici, gli incidenti stradali, ecco, diciamo come proteggere il bambino da tutto quello che può essere potenzialmente pericoloso per lui. Poi avremo una relazione fatta dalla dottoressa Ferramosca, che è il direttore del 118, che verterà su come avviene la catena dei soccorsi, dal momento della chiamata all'arrivo dei soccorsi, e poi infine il maestro Maurizio Foschi, che parlerà della gestione della calma durante un evento stressante, in questo caso l'arresto cardiaco.
Ecco, per chiudere questa intervista che mi è piaciuta davvero molto, perché è riuscita a dare delle informazioni davvero molto utili, penso, per tutti coloro che ci stanno seguendo da casa. In tutti questi anni di sua attività al SUEM 118 c'è una storia che è andata a finire bene, naturalmente, che l'ha colpita particolarmente? Mamma mia, ce ne sono tante, per fortuna, no? Guardi, io ho dei pazienti che mi mandano gli auguri di Natale perché magari un avvocato, ecco, mi ricordo, abbiamo avuto un avvocato che era per lavoro a Treviso e anche qui si è sentito male, il collega di lavoro che era con lui lo ha chiamato, lo ha rianimato, vede la catena dei soccorsi, siamo arrivati, è stato defibrillato diverse volte e il cuore è ripartito ed è tornato ad una qualità di vita di prima. Ecco, anche qua ne approfitto per dirle questa cosa. Quanto è importante fare bene subito il massaggio cardiaco, usare il defibrillatore, perché non si parla più ormai di sopravvivenza e basta, ma la sopravvivenza di un paziente che torna alla propria vita di prima. Il signore di Casale sul Sile è sopravvissuto, ma senza danni neurologici. È un signore che tornerà al suo lavoro, ai suoi affetti, ad avere una buona qualità di vita, quindi questo è importante e la cosa meravigliosa è che tutti indistintamente possiamo contribuire a questo. E questo è il messaggio, no, che vogliamo lanciare anche attraverso questa intervista, anche attraverso tutti questi incontri che voi fate, come appunto quello di domenica. Io ringrazio davvero per essere stata con noi la dottoressa Silvia Orazio, responsabile della centrale operativa del SUEM 118 di Treviso. Grazie ancora, dottoressa, buon lavoro. Naturalmente. Noi ora ci fermiamo per la pubblicità, il meteo prima la pubblicità, poi ritorniamo in studio con la prima edizione del nostro TG. A tra poco. La tua bolletta continua a salire? Chiama allo 0422 320605, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Bentrovati al meteo. L'alta pressione garantisce tempo stabile, ma con un aumento del rischio di temporali nel primo weekend di maggio. Il dettaglio di venerdì 5. Sul Veneto la grafica ci mostra un contesto asciutto, sarà soleggiato con cielo poco nuvoloso. Alcuni addensamenti, soprattutto a partire dal pomeriggio, a ridosso dei rilievi dove non sono escluse anche alcune precipitazioni. Temperature in lieve aumento, minime tra 10 e 12 gradi, massime sui 21-24 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo anche qui tanto sole con cielo limpido o al massimo velato un po' su tutti i settori della nostra regione. Temperature minime tra 9 e 11 gradi, massime sui 21-23 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà prevalentemente soleggiato con alcuni addensamenti localmente associati a rovesci nel corso del pomeriggio sera. Temperature minime intorno agli 11 gradi, massime sui 26 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. La tua bolletta continua a salire? Chiama allo 0422 320605, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, rieccoci in diretta con la prima edizione del nostro telegiornale. Siamo alla pagina dedicata alle elezioni amministrative in vista dell'appuntamento del 14 e 15 maggio prossimo. Il riferimento di oggi è il comune di Treviso, confronto tra candidati consiglieri. Saluto quindi i miei ospiti.
buona giornata e benvenuti ad Alessandro Manera, candidato della lista Mario Conte Sindaco. Buongiorno Manera, grazie per essere con noi. Benvenuto a Gianni Pietro Girotto, candidato del Movimento 5 Stelle. Buongiorno, grazie anche a lei per essere qui con noi. E un saluto alla consigliera Antonella Tocchetto, in collegamento candidata del Partito Democratico. Buongiorno Tocchetto anche a lei. Buongiorno a tutti e buongiorno a tutti voi. Grazie per essere con noi. Allora, volevo cominciare con un tema che è di grande attualità dai dati che sono stati forniti proprio ieri dalla Caritas Tarvisina, dalla Caritas diocesana, e che questa sera verranno presentati agli amministratori della provincia di Treviso. Dati che parlano di vecchie e nuove povertà sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista educativo e relazionale, quindi una situazione che offre come dire, anche molti spunti di riflessione, sia per quanto riguarda il tema delle famiglie che si sono trovate nell'ultimo anno, ha detto la Caritas, soprattutto in difficoltà per il caro bollette, sia per quanto riguarda i giovani, il fenomeno insomma di disagio giovanile delle bande testimoniato dai molti episodi di cronaca che abbiamo testimoniato anche nei nostri telegiornali, sia dalla povertà dei migranti in modo particolare per quanto riguarda i migranti che arrivano a Treviso nello specifico attraverso la rotta balcanica e che non rientrano quindi in quello che è il circuito dell'accoglienza ministeriale, quindi si trovano alla fine ad essere ultimi tra gli ultimi. Sono quindi molti gli spunti di riflessione. Vorrei partire dalla questione delle famiglie che appunto hanno chiesto soprattutto sostegno economico per quanto riguarda il pagamento delle bollette e delle utenze insomma in generale. Gianni Pietro Girotto, partirei da lei perché so che anche il tema delle bollette è uno dei temi sui quali voi state puntando molto in campagna elettorale. Sì, io a livello nazionale per 10 anni ho seguito in Commissione Industria proprio il lato energetico, perché adesso diciamo che è assolutamente palese che il prezzo dell'energia a cascata determina il prezzo di tutti i servizi, di tutti i prodotti che abbiamo. L'Istat ci dice che fino al 2020 la spesa media di una famiglia era 3.000 euro come spesa energetica, metà era per i carburanti, un terzo era per il gas da riscaldamento e il 18% era l'elettricità. Questo fino al 2020, poi in 2021-2022, soprattutto nel 2022 c'è stato un enorme innalzamento, quindi adesso attendiamo i dati dell'Istat, ma verosimilmente si può parlare che dai 3.000 euro una famiglia è passata a 4.500 euro di spesa media. Ora, quello che noi continuiamo a proporre è il passaggio il più veloce possibile alle fonti rinnovabili. Una famiglia ha questo tipo di spesa, 4.500 euro medio stimati all'anno. Un'azienda naturalmente a seconda del tipo di produzione che fa ha spese estremamente più enormi. Ora la velocizzazione che possiamo ottenere dell'abbassamento della bolletta con le comunità energetiche e con le rinnovabili è il principale lavoro che io e il Movimento 5 Stelle ha svolto in tutti questi anni. Quindi chiaramente anche per Treviso vogliamo proporre una comunità energetica per ogni quartiere, quindi con la partecipazione dell'ente pubblico, ma poi spingere per una profonda conoscenza da parte degli imprenditori, perché sono loro che hanno il grosso dei consumi, sono le imprese, e gli imprenditori non si muovono perché hanno paura che le comunità energetiche facciano la fine del superbonus, ma non sanno che non può accadere perché la comunità energetica è il recepimento di una direttiva comunitaria, quindi è una norma di rango superiore. Essendo di rango superiore non può essere modificata in peggio da una norma di rango inferiore, come può essere una legge nazionale di qualsivoglia Parlamento e qualsivoglia governo. Quindi questo, unito al fatto
che è l'unico incentivo a disposizione per le imprese, perché le imprese che vogliono farsi energie rinnovabili non hanno altri incentivi a disposizione. Ecco, adesso è il momento di farlo capire a tutti, noi lo stiamo spingendo da 3 anni e lo faremo naturalmente anche a livello comunale. Alessandro Manera, peraltro lei è l'assessore uscente e ha una delega anche proprio su questo, sull'ambiente. Certo. Allora bisogna riflettere in 2 direzioni. Primo, e qui concordo con il senatore Girotto, è quello di agire sulle fonti rinnovabili perché sono le vere fonti anche per sostenibilità ambientale del futuro. Quindi noi, infatti, la prima grande comunità energetica verrà realizzata grazie alla discarica di Via Orsenigo che è bonificata, porterà a un impianto enorme in grado di alimentare fino a 300 appartamenti e praticamente tutte le scuole dell'area circostante. Quindi questo sarà il primo dato. Dall'altra parte abbiamo lavorato in questi 5 anni dando oltre 900.000 euro in cambio caldaie, perché uno dei grandi problemi era anche le caldaie vetuste, oltre che inquinanti a Treviso avevano grandissimi consumi, e dall'altra parte sicuramente dobbiamo lavorare e lo stiamo facendo grazie al PNRR, per mettere in sicurezza energetica tutti gli immobili pubblici che hanno dei consumi spropositati e che vanno a ricadere sulle bollette appunto dei cittadini. Quindi queste 3 fasi lo stiamo facendo, il Pinqua calerà tra i 25 milioni di euro direttamente del comune e 32 in generale per quartiere San Liberale, dove ci sono tanti alloggi popolari. Quindi c'erano delle messe in sicurezza energetiche e vorrà dire un abbassamento diretto dei costi. Ma le comunità energetiche sicuramente sono una valenza importante. Stiamo aspettando ancora i decreti attuativi, perché li stiamo aspettando tutti, li abbiamo sollecitati più volte, anche il sindaco che è presidente di ANCI più volte li ha sollecitati, ANCI Veneto, e quindi siamo in attesa. Sicuramente è una direzione importante, però bisogna sicuramente agire su più fronti. Antonella Tocchetto, Partito Democratico, sulla questione appunto energetica e delle difficoltà, no, che si trovano ad affrontare tante famiglie. Accennava adesso alle case popolari di San Liberale, abbiamo sentito insomma dei casi di bollette davvero allarmanti, affitti di 50-60 euro, spese condominiali che arrivano ai 3.000 euro l'anno. Allora sì, è proprio la prima voce sulla quale il prossimo sindaco che siederà a Casugana, dovrà mettere come prima voce al bilancio il sociale. Guardate che io capisco tutti i 2 interventi che ci sono stati in studio sulle comunità energetiche, ma qui la situazione, lo vedo anche negli studi legali, è veramente drammatica, perché abbiamo spese condominiali più o meno 8-9 mila euro, arretrate di 2 anni vuol dire 16.000 euro. Per chi non lo sapesse, lo sfratto può avvenire non solo se non si paga il canone, ma anche se non si pagano le spese condominiali. Ci sono tantissime persone che sono sotto sfratto perché magari riescono a pagare il canone di 150-200 euro ma non pagano le spese condominiali, non possono staccarsi dall'energia, quindi stare anche al freddo, perché come diceva bene anche Manera, purtroppo ci sono vecchi condomini vetusti e non tutti sono riusciti a cambiare le caldaie, soprattutto le case ATER, che in molti casi hanno il riscaldamento centralizzato. E poi c'è tutto il problema di quelli che non riescono a pagare l'affitto o il mutuo, chi non paga il mutuo ha le case all'asta. La situazione è drammatica, ma la cosa più grave non è che sia una situazione relegata a vecchie povertà, cioè persone che vivono con il reddito di cittadinanza, persone che hanno pensioni minime. No, qui abbiamo la classe media che comincia ad avere sfratti o case all'asta perché non riesce più a pagare il mutuo. Mutuo, attenzione, di case comprate a 200.000 euro che adesso sul mercato vengono messe all'asta a 50.000 euro. Il problema è veramente molto molto pesante e non c'è in questo momento qua una ricetta, nemmeno io purtroppo, non tanto come consigliere comunale ma quanto come professionista, che mi pesa molto di più, non riesco a dare una risposta, perché l'unica cosa che posso fare è tentare di oppormi a uno sfratto, ma so bene che ritardo di 1 anno, 6 mesi di 1 anno, l'uscita delle parti che non riescono poi a pagare né le spese condominiali né i canoni di locazione. Per cui chi siederà a Casugana
a giugno dovrà mettere come primo punto all'ordine del giorno una somma considerevole del bilancio a tutela delle nuove povertà e quindi ampliare il sociale. La situazione non è, ripeto, rosea, perché certo noi vediamo anche una bella città, un bel centro storico, magari persone che hanno anche soldi con belle macchine, ma c'è tutto un humus dietro, cari signori, che è veramente preoccupante. La cosa che a me, come dire, mi fa alzare veramente le antenne è che fino a 5-6 anni fa non c'era la classe media in queste difficoltà, e aggiungo che vale anche per il titolo che avete fatto, relazionale ed educativa, che adesso la classe media spesso non riesce più a mandare nemmeno i figli all'università, perché il diritto allo studio sta diventando una cosa solo per poche famiglie, quindi dovremmo un po' rivedere molte delle spese sociali e anche rivedere i bilanci comunali, perché in questo momento qua la fetta di persone che ha bisogno si sta ampliando sempre di più. Ecco, allora, prendendo spunto da queste riflessioni di Antonella Tocchetto, che ha aperto molti squarci anche sulla questione dell'emergenza abitativa, delle difficoltà della casa, di un centro storico che comunque offre sempre più case bellissime, ma per decisamente redditi ben diversi da quelli della classe media. Che cosa si può fare, Manera? Sì, io sono dell'idea che non è che colpendo la ricchezza si ottiene un beneficio a favore delle persone più povere. Ecco, questo io sono completamente contrario. Se ci sono persone che hanno accumulato nella loro vita, nella loro famiglia, dei denari per potersi acquistare delle case in centro, io non sono tra questi peraltro, ben venga, perché poi tengono anche queste case in un certo modo e ci pagano le tasse sopra, quindi io sono di quell'idea. È chiaro che è un problema, ci sono vari tipi di problemi. C'è un problema legato a quella fascia media, soprattutto di persone che hanno già smesso di lavorare, quindi che vivono di pensione, che non possono migliorare la loro situazione economica lavorando di più, cambiando l'azienda, perché sono già in pensione e non possono farlo. E questo è una grande preoccupazione con una popolazione che tende a invecchiare. Poi c'è quella classe media che deve mandare i figli a scuola, e lì è un altro problema, perché tendono impoverendosi, andare a colpire quello che è il futuro dei nostri ragazzi, quindi è un altro problema ancora. E poi ci sono i ragazzi che sono in una fase completamente diversa post-pandemica. È una questione molto complessa e la pandemia, diciamo, ci ha dato uno scenario che non ci aspettavamo prima, bisogna anche dirlo, perché anche con i ragazzi tutte quelle che erano le leve precedenti alla pandemia adesso risultano molto più difficili, ma non a Treviso, in tutta Italia, in tutta Europa probabilmente hanno gli stessi problemi. Come venire fuori? Bisogna sedersi a un tavolo. Il sindaco ha fatto secondo me una bellissima lettera dicendo: guardate, noi le soluzioni in tasca non le abbiamo, diamoci una mano, tutte le istituzioni devono lavorare, però è una cosa molto complessa, non si fa facendo proclami, onestamente. Non sono neanche dell'idea che un ragazzo non debba vivere un suo percorso di vita all'esterno del nostro paese, della nostra città, per poi tornare a vivere qui. Non è una cosa sbagliata a farlo e ti arricchisce culturalmente. Però è chiaro che la situazione sociale in questo momento è molto diversa dal periodo pre-pandemico. Girotto. Allora, in 2 minuti, perché questi sono i tempi, chi vuole conoscere le proposte del Movimento 5 Stelle, sia nazionali che locali, basta che legga i nostri programmi. Abbiamo il programma per Treviso che è online sul sito Movimento 5 Stelle Treviso.it e abbiamo i programmi nazionali che sono nel sito nazionale. Però in 2 minuti quello che io voglio dire a tutti i cittadini è che siamo in una situazione in cui non ne veniamo fuori se deleghiamo semplicemente la classe politica, perché il paese non è fatto solo della classe politica, la classe politica prende determinate decisioni ma non è l'intero paese, quindi ci vuole un coinvolgimento che noi diciamo da quando siamo nati. Noi siamo nati dicendo che bisognava fare la rivoluzione culturale, perché una nazione non cambia se non cambiano i cittadini. Ora, quello che è successo con la pandemia è semplicemente che i nodi sono arrivati al pettine e gli oligopoli, cioè le concentrazioni di potere, si sono rafforzati. Quindi adesso abbiamo ancora meno soggetti, ancora più grandi. Le grandi multinazionali sono diminuite di numero perché si sono accorpate ancora di più. Le grandi banche sono diminuite di numero perché si sono accorpate ancora di più. Ma i profitti che stanno facendo questi grandi gruppi sono ancora aumentati. Quindi la sperequazione, lo sbilanciamento nella distribuzione dei redditi è ancora peggiorato. E questo non viene fuori se non c'è innanzitutto
una presa di conoscenza proprio di numeri da parte delle persone, dei cittadini. I numeri più importanti sono quelli della finanza, perché il petrolio veicola 3.000 miliardi di dollari all'anno, 3.000 miliardi di dollari all'anno. I derivati, che sono scommesse, che non hanno niente a che fare con il mondo reale, cubano non 3.000 miliardi all'anno come il petrolio, ma 2 milioni di miliardi. Quindi qui il nesso centrale, la madre di tutte le battaglie, è quella contro la finanza speculativa, e se ne deve parlare tutti i giorni. La finanza speculativa che ammesso anche dal governo stesso, va a speculare sui prezzi di qualsiasi materia prima, di qualsiasi semilavorato, facendola aumentare a dismisura. Quindi ci vuole una presa di conoscenza da parte dei cittadini e un innalzamento di queste nozioni di base, altrimenti la politica non ne viene fuori, sia perché ignora essa stessa il problema, sia perché è schiacciata da un potere finanziario che è immenso. Ricordiamoci che le fonti fossili prendono ogni giorno 16 miliardi di dollari di sussidi. Ogni giorno 16 miliardi di dollari di sussidi. È chiaro che con questo potere economico che hanno, e guadagnano al netto delle spese 3 miliardi di euro al giorno, è chiaro che con questo potere economico non si va da nessuna parte se non c'è una presa di coscienza collettiva. Per le soluzioni leggete i programmi, che abbiamo tutte le nostre proposte sui programmi. Ecco, Antonella Tocchetto, torno da lei per un altro tema che sta infiammando la campagna elettorale, ed è quello della viabilità e dei parcheggi a Treviso, quarto lotto della tangenziale, Terraglio Est. Abbiamo sentito proprio l'altro giorno da Vicenza, se non sbaglio, le parole del ministro Salvini, che ha detto: i soldi ci sono, il quarto lotto della tangenziale si farà. C'è poi tutto il capitolo parcheggi in città, con il nodo del Park Vittoria, del quale si discute da 20 anni ma che ancora appunto risulta irrisolto. Beh, allora, ho notato che comunque ai temi che ho lanciato non è che ci siano state tante proposte, e ricordatevi che comunque gli sfratti sono esecutivi e la gente guarderà anche alla finanza pubblica, ma lo sfratto ce l'ha domani e piange perché non sa dove andare. Detto questo, sul Parco Vittoria io sono sempre stata contraria, ero nei comitati contro, perché ritengo che sia un park che probabilmente in questo momento qua, e anche nella zona in cui è, non sia necessario. Abbiamo, ma lo dicevamo ancora 10 anni fa, perché è vero che sono vecchi argomenti, ma finora soluzioni se ne sono trovate. Abbiamo la stazione là dietro, la possibilità di fare anche un multipiano. Io penso che il parcheggio lì sarebbe molto meglio rispetto al Parco Vittoria, che secondo me, per quanto le tecnologie siano avanzatissime, comunque si fonderebbe sotto l'acqua, e anche se, ripeto, c'è una forte tecnologia, io penso che sarebbe molto costoso il mantenimento. Non lo dico io, ma lo dicono dei tecnici. Sulla viabilità, certamente noi abbiamo la necessità di avere dei parcheggi che funzionino, ma il Miani, ad esempio, che ha le porte di Treviso, credo sia utilizzato alla mattina del martedì e del giovedì solo dagli avvocati che vanno in udienza. Poi questo rimane vuoto. Bisognerebbe sicuramente avere molte più bus navetta che circolano. L'avevamo detto 1000 volte anche in consiglio comunale, ma sembra una di difficile realizzazione. Così vale più mobilità pubblica che colleghi anche tutti i quartieri, perché alle 8 di sera da Treviso, dalla stazione, io non riesco ad andare a San Paolo, e questo è un problema in una città medio-piccola dove facilmente si possono fare più collegamenti anche notturni della mobilità pubblica. Per quello che riguarda le enunciazioni da Salvini in poi, devo dire che al ridosso della campagna elettorale, cioè 20 giorni prima, una settimana prima, le cifre che vengono sparate sono altissime, e soprattutto sembra che con uno schiocco di dita si facciano tutte quelle opere che da 20 anni, dal quarto lotto della tangenziale al Terraglio Est, non si sono fatte. Sul quarto lotto della tangenziale, considerando il fatto che ci sono state delle criticità e che noi del Partito Democratico le abbiamo evidenziate più volte, ci risultava fino a 6 mesi fa che comunque in regione i soldi non c'erano, ma adesso con l'approssimarsi della campagna elettorale vengono fuori tutte le soluzioni economiche, e sembra che il Terraglio Est o il quarto lotto della tangenziale, sulle quali, ripeto,
il Partito Democratico ha delle criticità, possano essere fatte nell'arco di 2 mesi, e sappiamo che non sono così, quindi io distinguerei tra quelle che sono le enunciazioni di campagna elettorale che smetteranno fra qualche settimana a quelle che sono le reali possibilità. Vogliamo fare subito una soluzione? La soluzione secondo me è chiamare MOM e cercare di trovare in tempi rapidissimi la possibilità di avere dei collegamenti molto veloci sia con i parcheggi sia per i cittadini che vogliono utilizzare più i mezzi pubblici. Ripeto, il Miani, faccio l'esempio del Miani, è vuoto sempre. Io giovedì scorso nel piano dove ho parcheggiato eravamo in 3 macchine, quindi cerchiamo di sfruttare quello che c'è già, colleghiamolo più velocemente, quindi anche i cittadini il sabato e la domenica, ma anche il martedì, potrebbero essere incentivati a lasciare là la macchina e poter prendere un mezzo pubblico che li porti al mercato piuttosto che in Piazza dei Signori. Questa è una cosa che secondo me, senza tanti grandi enunciazioni, si può fare in tempi rapidissimi, nell'arco di 1 mese, e già si comincerebbe a respirare di più. Poi sulla questione dei parcheggi c'era anche tutto un piano della mobilità pubblica, il famoso PUMS, sulla quale noi dell'opposizione attendavamo con ansia che venisse presentato in Consiglio Comunale per poter dare anche delle nostre indicazioni, ma non è stato presentato e quindi vedremo cosa succederà. Manera. Allora, parto dall'ultimo. Viabilità parcheggi. Partiamo dai parcheggi. Proprio ieri Facebook mi ricorda che 7 anni fa l'allora giunta Manildo, e con grande gioia dell'allora consigliere e attuale consigliere Tocchetto, annunciava i lavori al patinodromo. Patinodromo in cui si sarebbe scavati verso il basso e si sarebbe reso a pagamento, peraltro perdendo parcheggi, perché le 2 rampe di accesso e di uscita facevano perdere parcheggi. L'unico parcheggio a ridosso delle mura, il più importante parcheggio a ridosso delle mura, che consente a tante persone di venire a lavorare la mattina senza dover pagare il parcheggio. Noi quest'opera l'abbiamo bloccata, la riteniamo anche socialmente una cosa molto pericolosa dal punto di vista sociale, perché non è giusto caricare per chi viene a lavorare, specialmente persone a basso reddito lavorativo, un costo in più. Abbiamo deciso volontariamente, vedendo anche i dati del PUMS, di investire sul Parco Vittoria. Peraltro io non sono un ingegnere edile o civile, neppure l'Antonella credo lo sia, e quindi ci sono le valutazioni dei tecnici che dicono che il Parco Vittoria con le attuali tecnologie è perfettamente realizzabile. È chiaro che è sempre più complesso, perché la questione parcheggi ha molte sfaccettature. Le auto sono sempre più grandi, abbiamo giustamente, noi siamo al 5% di parcheggi dati ai disabili, mentre la media nazionale, la limite della legge, parleremo almeno il 2%. Quindi noi andiamo in quella direzione, ma sottrai, i plateatici, abbiamo sottratto parcheggi, e secondo noi il Parco Vittoria, anche i dati del PUMS, ci dicono che è il parcheggio perfetto. Poi può piacere o no, questa è un'altra scelta. Sicuramente il patinodromo a pagamento e interrato non era la scelta dall'allora Gioente o Giuliva, allora Antonella Tocchetto. Io ritengo che quello fosse una scelta errata, tanto è vero che è stata bocciata da noi. I bus navetta, sì, sono una soluzione. C'è da dire che, Antonella, diciamocelo francamente, dal Miani andare in centro sono 2 passi a piedi, cioè la verità è che i trevigiani tendono ad avere il difetto, me compreso, lo dico così, tutti i trevigiani, compreso il sottoscritto, cercare di parcheggiare sempre vicino a dove devono andare. Questo è un dato. Però si può pensare, non è una cosa da escludere. C'è da dire che proprio ieri abbiamo presentato il primo autobus elettrico dei 21 che ne arriveranno, grazie a 2 bandi da 7 milioni e mezzo, quindi 15 milioni in totale, che questa amministrazione ha portato a casa. Cioè le cose si possono realizzare studiando e non, diciamo, andando alla rinfusa. Cosa diversa magari per parcheggio accanto allo stadio, e lì bisogna fare delle valutazioni diverse, e lì forse possiamo anche essere d'accordo su tante valutazioni. Però sicuramente il patinodromo era la scelta sbagliata. Manca la tangenziale, il quarto lotto. Sì, ero partito dalla fine. Allora, sono 2 opere diverse. Il Terraglio Est. Il Terraglio Est è un'opera complementare ancora al passante di Mestre, quindi pensate, è un'opera statale e viene fatta da Veneto Strade. Là ha un percorso. Mentre il quarto lotto tangenziale, che secondo me è indispensabile, perché io non ho mai visto una tangenziale in Italia o nel mondo civilizzato, che finisce con un dare la precedenza su una statale. Credo che sia una cosa unica. Secondo me serve, collegherebbe 2 punti di alta viabilità, secondo me riducendo anche l'impatto ambientale peraltro, e si è annunciato l'accordo con ANAS e quindi le risorse sono state trovate. Non si può gufare contro un'opera strategica del comune
per il comune, che peraltro coinvolge anche il paese, solo perché avviene adesso. Io sono contento, si andrà avanti con l'esecutivo, i soldi ci sono e viva il quarto lotto. Girotto, sui parcheggi e le opere sempre viarie. in 2 minuti, sulla mobilità, così come su tutti gli altri problemi, le soluzioni sono sempre quelle di avere una politica che sia completamente priva di conflitti di interesse. Cioè chi prende le decisioni non deve avere nessun conflitto di interesse su quelle che poi saranno le opere che verranno realizzate. Ora, storicamente l'Italia dal dopoguerra in poi ha scelto la strada della mobilità su automobili, su gomma, il trasporto su gomma. Noi abbiamo ridotto le tratte ferroviarie, anziché aumentarle abbiamo ridotto le tratte ferroviarie se prendiamo il dato complessivo, perché è stato scelto di andare sul trasporto di gomma. Io lo dico chiaramente, il Movimento 5 Stelle lo dice chiaramente, è stato fatto così perché c'era la Fiat, perché c'era una filiera che voleva il trasporto su gomma, perché c'era molto più business e poi c'era una vendita di carburanti, di automobili, tutto ciò che ci gira intorno al trasporto su gomma. 2 giorni fa la Germania ha deliberato di dare un abbonamento per tutti i treni nazionali a 49 euro al mese, quindi un cittadino tedesco potrà con 49 euro al mese per un intero mese viaggiare con tutti i treni che ci sono a disposizione. Quindi noi abbiamo 2 modelli di mobilità, la mobilità singola in cui ciascuno ha un'automobile e si sposta su strade e questo postula tutta una serie di conseguenze. Oppure il modello di una mobilità in cui il trasporto pubblico faccia la parte predominante, quindi le ferrovie, nei centri storici, nelle città chiaramente autobus, funivie, tram di superficie, metropolitane eccetera, la mobilità leggera che non è una parolaccia, non è una cosa da poveracci, basta andare nei paesi nordici e vedere quanto utilizzano la bicicletta, ma naturalmente deve essere un percorso sicuro, un percorso su piste ciclabili, i negozi devono essere attrezzati, ci devono essere i parcheggi eccetera eccetera. Quindi queste sono le 2 strade e naturalmente la città si deve conformare sul modello dei 15 minuti, cioè io in 15 minuti devo avere tutti i servizi a disposizione. Ecco, per il Movimento 5 Stelle in 2 minuti la strada è questa tipologia, trasporto pubblico, mobilità leggera, condivisione, sharing, tanta più ferrovia, tanto più trasporto non su gomma, appunto su rotaia. Per il resto, ripeto, la soluzione è sempre quella di avere una classe politica che non abbia nessun conflitto di interesse o comunque, diciamo, fisiologico, non certamente sedere nei consigli di amministrazione durante il giorno e andare negli enti pubblici a deliberare alla sera. Ecco, allora riparto da lei così invertiamo il giro con la prossima domanda che si collega comunque a questo ed è quella dell'aeroporto Canova. Abbiamo sentito proprio in questi giorni, l'altro giorno, la settimana scorsa, quando è stato presentato il master plan dell'aeroporto di Venezia, il presidente di Save ha detto che sul Canova di Treviso non saranno in programma incrementi ulteriori di voli perché siamo già al massimo della capacità. Di certo il dibattito insomma tra favorevoli e contrari, tra chi lamenta le rotte che passano sopra la città eccetera è sicuramente molto molto acceso. Girotto. Ma anche qui le società aeroportuali quando sono private sono aziende private, da quello che ne so Save è una società privata, maggioranza privata. Per cui quello che noi chiediamo è sempre un rispetto delle leggi come per qualsiasi altra azienda che faccia scarpe, che faccia vestiti, che faccia servizi, chiediamo semplicemente il rispetto delle leggi, è quello che abbiamo sempre chiesto. Dopodiché è chiaro che gli aeroporti sono punti di mobilità e di logistica strategici e allora è lì che va fatto un piano nazionale in maniera da razionalizzare la dislocazione di questi punti strategici che devono essere collegati con le ferrovie, con i porti nella maniera migliore possibile. Dopodiché c'è tutta la parte dei sussidi che possono andare eventualmente per agevolare e per ingrandire questi snodi. Però quello che noi chiediamo di partenza è che qualsiasi attività produttivo di servizi rispetti i vincoli di legge.
Sull'aeroporto di Treviso da molti anni ci sono discussioni per quanto riguarda le emissioni acustiche, le emissioni inquinanti, appunto il pericolo per la vicinanza con i centri abitati da Quinto di Treviso, eccetera. Quindi per quello, come per qualsiasi altra fabbrica, noi quello che chiediamo è il rispetto della legge. Antonella Tocchetto, Aeroporto Canova. Sì, allora, prima cosa volevo solo ricordare all'onorevole Girotto che circa dal 2000, con la legge 267 del 2000, per arrivare alle ultime modifiche del 2016, c'è incompatibilità tra chi fa il consigliere comunale o provinciale e sedere nei CDA, quindi diciamo l'incompatibilità c'è già di per sé. Detto questo, sull'aeroporto Canova noi abbiamo detto 1000 volte che bisogna rispettare il numero di voli. Questo l'abbiamo detto consapevoli che non è che possiamo smantellare l'aeroporto Canova, perché ormai ha una sua vivibilità. Non possiamo certo trasferirlo con uno scocco di dita in un'altra area, si era sempre individuato Istrana, perché è praticamente impossibile. Allora, se si rispettano i voli, il numero dei voli che sono stati dichiarati dall'ENAC, da quel punto di vista lì almeno salvaguardiamo un aeroporto che è stato creato tanti anni fa in una zona ambientale molto delicata e dove nel corso del tempo purtroppo le amministrazioni passate avevano fatto delle scelte errate, dove hanno dato la possibilità di costruire, per cui purtroppo gli aerei hanno una pista molto corta e si alzano e decollano e atterrano sopra le case, quindi ci sono state sempre individuate delle criticità. Almeno rispettiamo il numero dei voli, quindi se rispettiamo il numero dei voli possiamo contemperare un aeroporto che di sicuro non si può ingrandire perché non ce la fa, non può essere là più stretto in un'area molto, come dire, ristretta. Rispettiamo la funzionalità di un aeroporto con il contemperare un'area molto abitata. Solo questo possiamo fare, quindi è certo che non possiamo chiudere l'aeroporto, è certo che non possiamo spostarlo, è certo che però se rispettiamo il numero dei voli può vivere sia l'aeroporto che la gente che ormai ci abita lì da tempo, si è costruita casa e che però non può essere sempre molto preoccupata dal fatto che numero di voli può esserci anche un problema poi di vivibilità sia dal punto di vista del rumore che anche della pericolosità dell'area, insomma. Manera sulla questione dell'aeroporto, tra l'altro nessuno ha accennato al fatto la famosa passerella pedonale, sì, no? Che doveva essere completata. Allora parto anch'io dall'inizio, che dico al senatore Girotto che qui non credo che nessuno si sieda in nessun CDA, io non sono mai seduto, probabilmente non mi siederò mai, viste tante mie posizioni, ma non c'è nessuna incompatibilità, però qui ci candidiamo ad amministrare Treviso. Non credo che andare da San Giuseppe a Paese si possa prendere un treno, cioè è chiaro che va collegata via strada. Poi se ci sono altre scelte va bene, non so dove possa essere fatto questo, io ritengo che questa sia la strada. Se ci posso ci vado in bicicletta, quando devo usare la macchina devo avere anche delle strade libere da intasamenti, e questo lo ritengo anche per la questione ambientale. Torniamo all'aeroporto. Allora qui il sottoscritto è quello che ha scritto tutte le prescrizioni di richiesta alla valutazione di impatto ambientale, quindi conosco bene la materia. La passerella è stata messa e verrà inaugurata fra poco l'inizio dei lavori, quindi do anche una certa informazione. Sono procedimenti molto lunghi perché ci sono ENAC, ENAV, ci sono tanti enti che collaborano a un procedimento amministrativo del genere. La passerella è il primo punto perché è chiaro che quando tu hai oltre 3 milioni di passeggeri che vanno da un lato all'altro su questo aeroporto e ognuno deve schiacciare un tasto per attraversare le strisce pedonali, è chiaro che la passerella è indispensabile, anche e soprattutto per i portatori d'handicap perché devono fare questo tragitto. L'aeroporto per Treviso è indispensabile, è un volano economico altissimo, anche di turismo, perché se vediamo tanti turisti a Treviso è perché arrivano anche in aereo. Giustamente il presidente Marchi ha detto che l'aeroporto è saturo perché c'è un limite di legge imposto esattamente dalla procedura di VIA sul numero massimo di voli. Sono aumentati di molto i passeggeri perché i voli viaggiano sempre più pieni e questo va bene perché vuol dire che la città è molto attrattiva. Tutte queste cose dicendo che nella procedura di VIA, di valutazione di impatto ambientale, è stato questo sindaco, e non è mai stato fatto prima, tramite l'assessorato all'ambiente, a richiedere controlli sul rumore e controlli sulle emissioni di aria post operam, perché normalmente vengono fatti tutti questi controlli costantemente prima dell'opera, durante l'opera,
Poi quando è conseguita l'opera non vengono più rilevati, vengono rilevati una tantum. Il sindaco, e sono state posizionate diverse centraline, ha chiesto che al completamento dell'opera ci sia un monitoraggio costante per evitare stati di valutazioni che possono essere diverse rispetto a quello che la legge prevede. C'è da dire una cosa, che noi ci eravamo battuti per ottenere che il 100% dei decolli e il 100% degli atterraggi non fossero in direzione di Treviso, per una questione di rischio aeroportuale. Siamo arrivati ad avere che solo l'11% dei decolli, anzi del totale dei movimenti, quindi il 21% dei decolli viene verso Treviso ed è concentrato su una certa fascia. L'aeroporto non è di notte, quindi bisogna anche dirlo questo, a differenza di altri aeroporti. Volevamo che nessun volo fosse verso Treviso, siamo riusciti a vincere al 90%, un 10% la Commissione nazionale ha deciso in modo diverso. Allora, noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, rimanete con noi, tra pochi minuti ritorniamo in diretta per parlare delle varie problematiche della città in vista delle elezioni amministrative. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta, TG di Antenna 3, siamo allo spazio dedicato al dibattito politico in vista delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio per l'elezione del sindaco e della nuova giunta del comune di Treviso. Un altro tema che volevo affrontare oggi, che è sui quotidiani, peraltro di oggi ne abbiamo parlato anche nel nostro TG di ieri sera, riguarda Cadanoal. Dopo la denuncia di Treviso Civica, in particolare del consigliere Lo Sappio, del degrado nel quale versa questo storico edificio di Via Canova, gioiello medievale di Treviso. Antonella Tocchetto, partiamo da lei su questo. Beh, allora, Cadanoal è il vero buco nero. Io lo conosco molto bene perché per molti anni ho avuto proprio lo studio lì di fronte e devo dire la verità, riconosciamo anche al consigliere Lo Sappio, che solo da poco tempo è in Treviso Civica, ma è sempre stato un consigliere di opposizione ex Movimento 5 Stelle, per 5 anni ha fatto la battaglia su Cadanoal, nel senso che quello è un edificio storico, doveva essere dato a una società Tra che aveva anche un progetto, ma poi le cose con l'attuale amministrazione non sono andate a buon fine, Tra si è ritirata e questo gioiello è rimasto lì in balia di se stesso. Il consigliere Lo Sappio era già andato nei tempi scorsi ma anche recentemente e ha verificato che c'era del guano, finestre rotte, pavimenti medievali rotti e soprattutto ci sono dei reperti museali che sono buttati là, anche se oggi ho visto che l'amministrazione risponde che gran parte di tutto quel materiale sarà portato alla Fondazione Mazzotti. È un posto, cioè è un edificio storico importantissimo, veramente lì si potrebbero fare non solo delle mostre in collaborazione al Bailo, che è più o meno a 100 metri, ma anche quello potrebbe essere anche un luogo dove si fanno delle proiezioni, si fanno dei cineforum. I progetti sono tanti, più o meno per la sistemazione, era emerso anche negli ultimi consigli comunali, ci vorrebbero circa 3 milioni di euro. Il consigliere Lo Sappio aveva invitato l'amministrazione, ma non come oggi sui giornali, ma già nei mesi scorsi, credo che l'assessore Manera se lo ricordi, di utilizzare i fondi del PNRR, anche se l'amministrazione ha detto che siccome sono fondi vincolati non si possono utilizzare per la sistemazione di questi edifici. Al di là delle somme, certamente quello è un luogo che deve assolutamente essere recuperato. Non penso che ci siano grosse criticità, certo ci vogliono 2-3 milioni di euro ed è una somma importante per un bilancio di un comune, ma credo che se fosse rivitalizzato quello potrebbe essere, anche perché quella è un'area stupenda, cioè a 100 metri c'è il Museo Bailo, subito dopo, un po' prima di Caro Began, c'è tutto l'edificio nuovo fatto dai Benettoni in un recupero e restauro straordinario del Museo Scarpa, quindi diciamo siamo nel luogo della cultura, nel triangolo della cultura. Ecco, io mi auguro che la prossima amministrazione investa molto su questo posto, perché io ad esempio lo vedrei benissimo come cineforum. Dispiace che appunto ad oggi, 5 maggio 2023, anche se
ci saranno un sacco di progetti perché siamo in campagna elettorale, quel posto abbia le finestre rotte, il pavimento rotto, ci sia il guano dei colombi e che sia in uno stato di degrado veramente molto brutto. Secondo me, se il rapporto con Tra continuava, la vita di Caro Begana avrebbe avuto sicuramente una vita diversa e adesso potrebbe essere visibile ai tanti turisti che vengono a vedere la nostra città, anche collegati al museo del Bailo, dove adesso c'è la mostra di Arturo Martini. Alessandro Manera. Ha risposto chiaramente il sindaco. Allora, le fondi PNRR non prevedevano, purtroppo lo diciamo, c'erano dei vincoli, non prevedevano la possibilità di utilizzo in questa sede. Il sindaco l'ha detto chiaramente, entro 2 anni si reperiranno le risorse e partirà la risistemazione di Cadanoal, quindi diciamo la polemica secondo me è di Lo Sapio, è molto sotto elezioni, perché poi queste cose ci si accorge sempre alla fine, ma noi l'avevamo detto chiaramente, purtroppo il PNRR ha dei vincoli che si conoscono, siamo stati bravi a prendere tanti soldi, non sempre si possono spostare le risorse e si vede in questi giorni peraltro con la polemica di molti comuni che diciamo soprattutto ad altre latitudini facendo un po' finanza creativa hanno pensato di spendere i soldi da una parte e metterli da un'altra. Noi siamo stati molto precisi di dove i fondi PNRR sono stati calati e dove partiranno. Cadanoal verrà ristrutturata con fondi del comune, il sindaco ha detto 2 anni e 2 anni saranno. Girotto, sulla questione di questo storico edificio. È una questione estremamente specifica. Io non vorrei dire cose ovvie, ma è chiaro che il patrimonio pubblico che abbiamo è chiaro che va gestito nella maniera migliore. È altresì chiaro che i soldi a disposizione, vuoi dello Stato, vuoi degli enti pubblici locali, non sono infiniti, bisogna fare delle scelte. Ora, ribadito che quando io parlo di conflitti di interesse non mi rivolgo necessariamente ai presenti, sto parlando in generale di una realtà storica che il cittadino conosce perfettamente, il cittadino sa benissimo che l'Italia troppo spesso è stata influenzata da dei politici che erano influenzati da degli imprenditori che avevano degli interessi economici a fare determinate scelte. Quindi detto questo, è chiaro che la politica deve decidere costantemente come acquisire risorse, quindi con le tasse, con i tributi, con le concessioni e come spenderle. Quindi come sempre bisogna risalire alle situazioni generali, perché parlare del caso specifico di questo edificio storico, ma è chiaro che va tutelato, preservato, riqualificato, eccetera, eccetera. Ma dobbiamo pensare al fatto che lo Stato e gli enti pubblici non hanno risorse infinite e queste risorse devono essere raccolte con le tasse, con la fiscalità, con le concessioni, eccetera. Quindi è lì che va posta l'attenzione principale, perché in un paese in cui abbiamo ancora 150 miliardi di evasione fiscale, in cui l'elusione fiscale che è un problema globale, quindi non si può risolvere solo come Stato italiano, ma è un problema globale di cui bisognerebbe parlare continuamente insieme alla finanza di cui parlavo prima. È qui che bisogna andare appunto a monte dei problemi e non solo a valle sull'ultimo episodio come può essere questo di questo edificio storico, che naturalmente andrebbe chiaramente riportato in stato di qualità, così come gli edifici in cui vivono i milioni di italiani per i quali noi avevamo tentato di mettere in piedi uno strumento come il Superbonus 110 che secondo noi avrebbe dato ottimi risultati, ma che è stato ucciso e quindi adesso vedremo cosa succederà. Ecco, abbiamo ancora 9 minuti, quindi 3 minuti a testa giusti per l'ultimo giro. Centro storico, ricette per il centro che si svuota di residenti, di attività commerciali che faticano sempre più con dei canoni di locazione alle stelle. Allora, detto che siamo contenti perché Treviso ha superato gli 86.000 abitanti e quindi noi abbiamo scavallato questo punto. È una questione molto complessa, gran parte dell'attacco diciamo anche a quello che sono le attività all'interno mura, se parliamo di commercio, è legato anche all'e-commerce che con la pandemia è esploso in un modo, nessuno di noi pensava prima della pandemia di comprarsi un paio di scarpe in e-commerce. Questo è avvenuto con la pandemia e una fetta di questa clientela è andata in quella direzione. C'è chi è stato bravo a convertirsi e c'è chi genera dei prodotti o li vende e non è in grado di venderlo online, quindi è molto complessa la situazione. C'è da dire una cosa, la nostra è una città storica, una città murata, una città storica. La questione parcheggi è sicuramente una questione influente, per questo il Park Vittoria è così importante, perché riesce a riportare
all'interno del centro delle auto senza ostruire quella che è la viabilità ordinaria. Noi siamo stati contentissimi di prorogare quello che sono stati i plateatici, perché quello dà grande vitalità alla città. Vero che c'è un certo svuotamento dei residenti, poi andare a vedere se è reale o no è anche un po' complesso, ma la città è molto vivibile e molto visitata durante la settimana e anche il fine settimana. Possiamo migliorare sempre, perché ci sarà tutta una fascia nuova di turisti che sta arrivando a Treviso, molti giovani vengono in centro grazie ai plateatici e probabilmente scopriranno anche la voglia di venirci a vivere in centro. Però non è un processo che avviene dalla mattina alla sera e non esiste una soluzione univoca. Sicuramente, a mio parere, l'uso della bicicletta è un dato importantissimo, perché poter arrivare velocemente in bicicletta a Treviso, quindi la ciclopolitana abbiamo realizzato e che continuerà a essere sviluppato dai quartieri, è una cosa importante, è un dato importantissimo, perché non possiamo pensare che la città possa recepire auto all'infinito, per come è conformata a una limitazione che il PUMS ce l'ha indicato molto chiaramente. Girotto, su questo tema, il centro. In 2 minuti io continuo a invitare i cittadini a leggere il programma, perché abbiamo messo letteralmente decine e decine di proposte sul programma per rivitalizzare Treviso. Ora è chiaro che da una parte abbiamo le università che dobbiamo mantenere e accrescere, abbiamo la mobilità che va cambiata e sono felice di sentire che anche lato del collega la bicicletta può svolgere un ruolo importante, ma deve essere tutta la città che cambia. Noi vorremmo chiudere il centro storico, fare dei parcheggi scambiatori all'esterno, quindi è chiaro che questo postula avere autobus navetta chiaramente elettrici che consentono uno spostamento veloce e affidabile, perché oggi siamo in un circolo vizioso in cui non si prende il mezzo pubblico perché non è affidabile l'orario in cui io arriverò a destinazione, non mi fido. Allora prendo l'auto e vado a intasare ancora di più il traffico. Quindi dobbiamo passare da un circuito vizioso come quello in cui siamo attualmente, in cui abbiamo 38 milioni di veicoli e mediamente sono occupati da 1,3 persone, quindi quasi sempre viaggia con il passeggero singolo, a un sistema in cui invece abbia una mobilità, una logistica veramente integrata, e su questo l'elettronica può aiutare moltissimo, perché faccio un esempio molto banale: con le app, con lo smartphone che ciascuno di noi ormai ha in tasca, si possono programmare gli spostamenti dei mezzi pubblici in base agli spostamenti che l'utenza vuole fare, quindi un discorso che si avvicina alla personalizzazione. Dopodiché vorremmo un centro storico in cui ci siano molti negozi e quindi abbiamo ipotizzato, abbiamo decretato sul nostro programma uno stop ai centri commerciali che sono parte di quella problematica in cui abbiamo grosse multinazionali che fanno grossi guadagni sfruttando la possibilità dei paradisi fiscali di fare grandi elusioni fiscali, e quindi abbiamo questa comodità apparente che poi paghiamo invece sul fatto che dobbiamo pagare noi stessi le tasse che non vengono pagate da questi grandi gruppi. Quindi la soluzione non è chiaramente identificabile con un slogan o con una ricetta semplice, è un'intera città che deve adattarsi ai tempi, perché il commercio online diciamo inevitabilmente avrà fette sempre maggiori, perché ha dei vantaggi che sono oggettivi, quindi le nuove generazioni lo utilizzeranno sempre di più, quindi il negozio deve cambiare, deve diventare sempre di più un punto in cui si prova, si fanno i test, si fa la manutenzione, si ha la consulenza da parte del commesso, eccetera, eccetera. Dopodiché bisogna utilizzare anche il fatto che Treviso ha una ricchezza proprio artistica assolutamente non seconda a nessuno, abbiamo un sistema bastionario, le mura, che è unico in Italia. Vogliamo mettere molti più alberi, molti più piantumazioni di alberi per abbellire e naturalmente anche migliorare la qualità dell'aria, quindi tutta una serie di interventi che, vi ripeto, vi invito a leggere sul nostro programma online, perché è molto dettagliato. Antonella Tocchetto. Allora, tornando su Caro Begà, mi ero dimenticata che nel 1940, insomma subito dopo la guerra, l'ha restaurato il nostro grande Mario Botter. Allora, io per quello che riguarda Treviso, la mia ricetta è molto chiara. A me piacerebbe ritornare quando ero giovane, negli anni 80,
vecchio secolo, quando praticamente la città era piena di gente. Noi ci trovavamo il sabato sera in Piazza dei Signori ed era pieno di ragazzi. La città all'epoca però aveva 10.000 abitanti che vivevano in centro. Ecco, il mio sogno è che ritornino in centro storico ad abitare le persone, perché capisco che ovviamente tutti devono andare fuori, andare nelle zone, nelle periferie, ma anche purtroppo nei comuni limitrofi, perché Treviso è molto costosa. Ma se riuscissimo a fare una politica anche con i proprietari che preferiscono tenere le case chiuse perché magari non vogliono avere rotture di scatole di conduttori o comunque chiedono delle somme di affitto molto alte, se noi riuscissimo a fare una politica diversa, riportando in centro le coppie, gli anziani, perché io capisco quello che dice Girotto, ma non so se lei vive in città e credo proprio di no. Questa è una città dove l'età media è dai 50 ai 70 anni e girare con le app ci viene un po' da ridere, ma da noi in centro storico a Treviso ci piace andare a comprare dal Casoin, dove io non posso dire il nome perché sennò farei una pubblicità, però anche andare nel bar che conosciamo. È una città molto a misura di uomo e forse è anche la sua grande forza, la grande forza di conoscerci tutti, dal farmacista al bar a quello che ti vende la verdura. Allora, se noi riuscissimo a far entrare più gente in città, che se lo può permettere anche con affitti bassi, 500-600 euro al mese, no i 2000 euro dei grandi appartamenti, avremo una città che non vive solo di turismo dal venerdì alla domenica, perché il turismo è interessante, tutte le città stanno rivivendo col turismo, ma si vive dal venerdì alla domenica. Ma dove abito io? Piazza Santa Maria Maggiore, cioè là vicino. Dal lunedì al giovedì passano 2 auto, la città è morta perché tutti vivono fuori. Invece se si riuscisse a portare l'abitazione delle persone in città, si aprirebbero anche le piccole attività commerciali, quindi non avremmo solo, come diciamo noi trevigiani, il Cammaggiore pieno di vendite di profumi o di indumenti intimi, ma avremo anche un piccolo commercio che vive grazie alla gente che scende sotto casa e va a comprarsi le piccole cose che quotidianamente gli servono. A quel punto anche i centri commerciali non avrebbero più senso, perché la gente non si sposta. Quindi se noi riusciamo a fare, a prescindere da chi vincerà, ma tutti insieme, perché queste sono ricette per la città, una ripopolazione del centro storico, io credo che la vittoria di Treviso sarebbe proprio questa, una città molto più viva dal lunedì al lunedì, non dal venerdì alla domenica, e dove anche i piccoli commercianti potrebbero riaprire le loro attività vendendo anche al dettaglio, perché è vero che c'è Amazon, ma posso dire che a me mi dispiace che anche diciamo così, nelle nostre famiglie ormai si comprano anche le forcine per i capelli su Amazon, ma diamo spazio ai piccoli commercianti, facciamoli vivere, perché quello è anche fare comunità. Vado a comprarmi la spazzola sotto casa e faccio comunità, non ho la persona che mi porta in modo così con un camioncino la cosa che compro di notte, alle 10 di notte o alle 10 di sera o alle 24 perché non ho voglia di dormire. Facciamo rivivere la città e creiamo più comunità con le piccole realtà. Quindi per chi vincerà si sieda anche con i proprietari della città, si potrebbe ad esempio studiare qualche tassazione se la tieni troppo chiusa la casa, e che facciano circolare gli affitti in città, e vogliamo vedere più gente. Questa è la mia ricetta e la ricetta anche del nostro candidato sindaco Giorgio De Nardi. Grazie allora ad Antonella Tocchetto, candidata del Partito Democratico, grazie a Alessandro Manera, candidato per la lista Mario Conte Sindaco, e grazie a Gianni Pietro Girotto, candidato per il Movimento 5 Stelle. Finisce qui questa prima edizione del nostro telegiornale, grazie naturalmente anche a tutti voi telespettatori per averci seguito. Un buon pomeriggio.